Bene, buonasera a tutti, buonasera, bentrovati, grazie per la vostra presenza qui al Cineteatro Casablanca di Ossi e grazie naturalmente a chi ci vorrà seguire attraverso questa registrazione che diventerà un documento piuttosto interessante sotto vari aspetti, sia quello musicale che quello coreutico, legato a un momento molto importante della comunità ossese, del territorio del Coros, quindi del Logudoro, ma direi di tutta la Sardegna, visto che la pratica delle sonorità del ballo sono diffuse in tutto il territorio regionale e hanno un'importanza notevole nel contesto comunitario, non soltanto come occasione di festa, di animazione, ma proprio per addirittura ritrovarsi come comunità, identificarsi nei passi, nei movimenti, nelle figure, nell'azione collettiva del ballo rituale, della danza di corteggiamento e in quelle sonorità che abitualmente hanno accompagnato, hanno alimentato il movimento e l'esercizio del corpo nella funzione del ballo. In questo appuntamento che nasce proprio per dare spunti di riflessione, per fare un'indagine, per cercare di capire, per stimolare a recuperare alcune preziosità che la comunità ha ereditato dal passato, un passato recente, un passato del Novecento, ma molto molto interessante per fissare alcuni punti. Ecco, lo faremo in questo appuntamento che è stato intitolato Ballos de Ida, che già insomma la dice lunga il titolo sul contenuto e sui contenuti di questo incontro. Un incontro che si sviluppa in due parti principali. La prima sarà tutta dedicata un po' all'approfondimento, alla riflessione, al cercare di capire, di indagare su quelle che sono insomma i patrimoni attraverso l'autorevole partecipazione dei relatori che ci aiuteranno, come dire, a scavare e fare luce su alcuni aspetti legati, ripeto, al ballo, al suono, agli strumenti musicali, ai protagonisti, insomma tutte, come dire, il corollario di questo insieme. E poi la seconda parte che ugualmente sarà di approfondimento, ma passeremo, come dire, anche da una sorta di introduzione parte teorica a quella pratica, perché andremo a sentire proprio quali sono i suoni, quali sono i caratteri sonori di ciascuno degli strumentisti ospiti e soprattutto le sfumature, le diversità all'interno della stessa subregione storica del Coros Logudoro, quali sono insomma le caratterizzazioni che hanno segnato invece il modo, il tempo, il carattere, la timbrica, il colore del suono del ballo, ma anche gli strumenti musicali, a quale periodo risalgono, che tipo di strumenti musicali vengono utilizzate e nonché le tecniche di utilizzo. Insomma, credo che ecco, questo piano di stasera ci porti come dire, in un ambito particolarmente caro a tanti appassionati dell'isola, quindi è bello che da qui, da Ossi, tra l'altro luogo che ospita diverse associazioni legate al ballo popolare, musicisti come Giuseppe Cubeddu che poi sarà sul palco, ma altri musicisti che nel passato hanno alimentato e animato questa comunità. Quindi insomma partire da Ossi significa dare veramente uno sguardo importante, consapevole del ballo del territorio, ripeto, nelle due strutture, il ballo dal punto di vista musicale e il ballo dal punto di vista coreutico, quindi l'esercizio, il movimento, l'azione, l'interpretazione, i movimenti, passi, figure del ballo popolare. Quindi questo sarà un po' il quadro che noi andremo ad attraversare stasera, quindi mi pare che insomma sul piatto ci siano degli ingredienti particolarmente appetitosi e vorrei iniziare subito aprendo ufficialmente questo incontro, che è un incontro che nasce da un'idea, l'ho citato poco fa, Giuseppe Cubeddu, ma tutta l'amministrazione, quindi tutta la comunità ha fatto proprio questa idea per porgere, ripeto, alla comunità di Ossi, ma anche attraverso questa registrazione a tutta l'isola,
come dire, questi temi così cari al nostro territorio regionale. Quindi l'amministrazione comunale di Ossi e le associazioni che poi vedremo rappresentate, soprattutto con le associazioni Tradiciones Populares, Santa Itoria, il gruppo Città di Ossi, insomma associazioni che animano culturalmente, ecco, questo territorio, questa comunità. Però mi piace per dare inizio ufficiale, prima ancora di chiamare i relatori, avere il sindaco di Ossi, e quindi con lui, con la sua introduzione, Pasquale Lubino. Grazie intanto, signor Sindaco. Entriamo subito un po' nel merito, no, di questo appetitoso appuntamento. Certamente. Prego. Sì, buonasera a tutti e benvenuti qui a Ossi. Oggi abbiamo una serata dedicata a una pagina di storia della musica tradizionale sarda. Quest'idea, come accennava Ottavio, in realtà sono due idee diverse che poi abbiamo messo insieme, perché all'inizio di quest'anno sono stato contattato da Giuseppe Cubeddu per quanto riguarda la trascrizione della danza tradizionale e del ballo tradizionale di Ossi, e indipendentemente da lui, da Roberto Canu, che proponeva una iniziativa per recuperare la tradizione legata a Sudumbarino e Subipiriolu. Queste due idee che andavano nella stessa direzione, io non ho fatto altro che metterli assieme, e quindi abbiamo detto: perché non organizziamo un unico evento dove portiamo avanti tutte e due le cose, quindi sia quella relativa alla trascrizione di una musica antica della nostra tradizione locale e anche alla valorizzazione dei suonatori di Ossi che avevano comunque un loro raggio d'azione negli anni 50 e 60 in tutto il territorio del Logudoro. E quindi è nata questa iniziativa di stasera, che è un'iniziativa molto importante, che probabilmente io penso che nell'arco di un anno potrà diventare anche un libro. Perché? Perché se ci pensate un attimo, come avviene nella letteratura antica, ad esempio l'Odissea e l'Iliade, prima di diventare dei testi scritti, per secoli sono stati dei testi orali, cioè dei testi che si studiavano a memoria, e infatti erano rimatti per facilitare la memoria, per ricordarli, e venivano tramandati di generazione in generazione con il racconto a memoria, imparandoli a memoria. Poi sono diventati dei testi scritti. Quello che abbiamo fatto noi oggi è una cosa simile a questa, perché noi abbiamo una danza di Ossi che veniva tramandata, come dire, dagli organettisti insegnandola, però non c'era uno spartito, non c'erano questi due testi che vediamo qui ai lati del palco, dove c'è proprio la trascrizione in musica di queste danze, che sono state anche registrate alla SIAE come danza di Ossi, e questa è una cosa molto importante. Quindi oggi avremo degli illustri ospiti in questo convegno, ascolteremo le loro relazioni e poi faremo diventare tutte queste cose un libricino, un testo con lo spartito e con il QR code, visto che siamo moderni, e con la registrazione di questa puntata di oggi, grazie anche alla collaborazione di Ottavio Nieto. Quindi buona serata e buon divertimento a tutti, e godiamoci questa riscoperta di una pagina della nostra storia musicale ossese. Grazie. Grazie a Pasquale Lubino, grazie al sindaco che ha anticipato anche un'altra parte importante che è stata spunto per l'organizzazione di questo incontro, cioè la trascrizione appunto su pentagramma, su spartito, di quelli che sono i due balli principali, il ballo rituale e la danza di corteggiamento, e qui avremo modo di approfondire il lavoro con l'autore stesso, Ireneo Massidda. Ma prima di lui vorrei chiamare nell'ordine, anche nell'ordine, come dire, di narrazione di quello che saranno le loro relazioni, per illustrarci il programma di stasera, per aiutarci insomma a riflettere sulle cose che abbiamo anticipato. Chiamerei subito il professor Marco Luzzu sul palco, così si può accomodare. Salutiamo già vicino a me da questa parte, poi inviterei Roberto Canu, quindi anche con lui avremo occasione, lui dell'associazione Tradizioni Popolari Santa Itoria. E qui entreremo nell'ambito proprio strettamente legato alle sonorità, non soltanto del ballo, perché vedremo come questi due strumenti insieme o ciascuno anche separatamente ha anche delle altre vite, degli altri percorsi utili sempre alla comunità. E poi andando avanti avremo occasione insomma di ascoltare la relazione di Giuseppe Cubeddu, che sarà piuttosto interessante su diversi temi. Anzi, devo dire che con Giuseppe poi dialogheremo
anche in altre circostanze, anche nella seconda parte. E poi a proposito delle trascrizioni, insomma, c'è stato questo Ancias in Armonia, che è la pubblicazione di Ireneo Massidda, ma poi avremo con lui modo di approfondire non soltanto di quel lavoro che già è stato fatto, soprattutto di quello di oggi e quello che sarà anche il futuro delle sue pubblicazioni relativamente alla trascrizione appunto delle sonorità. Quindi maestro Ireneo Massidda, si accomodi pure. Ecco, io libero, do una mano a Giuseppe Cubeddu, che oltretutto si è dato da fare anche dal punto di vista tecnico e ci ha aiutato, insomma, ad allestire il tutto. Prego lì, Roberto, così abbiamo già i microfoni, ne prendiamo uno e cominciamo con il professor Marco Luzzu, cominciamo a dialogare, anzi ad ascoltare un po' la sua introduzione. Marco Luzzu, io ho il piacere di essergli amico da molti anni e seguo, devo dire, mi nutro molto dei suoi lavori e dei suoi insegnamenti. Lui è professore all'Università di Cagliari, insegna etnomusicologia, ma è anche molto vicino, è sempre spesso sul campo, così come stasera, per incontrare anche coloro che magari hanno frequentato, non frequentano più l'università e quindi possono, come dire, approcciarsi ad un discorso di grande approfondimento autorevole. Con Marco Luzzu sarà anche molto interessante perché il suo ragionamento di stasera ci porta un po' più genericamente in Sardegna, abbiamo detto, intorno alle musiche che accompagnano la danza popolare nell'isola. Noi abbiamo una infinità di strumenti, di congegni fonici che sono stati utili nel tempo per scandire ritmi e tempi del ballo popolare. Quindi ecco, questa sarà un'occasione per come dire, approfondire, per conoscere meglio, per ampliare un po' l'orizzonte di conoscenza proprio sulle musiche che hanno caratterizzato il ballo, ma anche le musiche e gli strumenti musicali che hanno caratterizzato l'evoluzione stessa del ballo popolare nella nostra isola, perché noi parliamo molto di organetto, ma come credo che tu ci racconterai, questo è uno strumento musicale di importazione, figlio dell'attività prima artigianale e poi industriale, che però si è ben unito alle sonorità che già erano proprie del nostro territorio. Quindi con molto piacere ascoltiamo il professor Marco Luzzu. Grazie mille Ottavio, buonasera, buon pomeriggio a tutti e tutte, grazie a Giuseppe per l'invito, è un piacere essere qua. Allora, sì, Ottavio anticipava, l'evento è in realtà molto ambizioso, musiche da danza in Sardegna, in realtà cercherò di cercare di fare un quadro generale e di proporre anche alcuni spunti di riflessione per poi collocare l'operazione di Giuseppe Ireneo nel contesto più generale. Tanto partirei da fatto e fanno musica per una miriade di ragioni, in occasioni diverse, in funzioni diverse, ci sono tutti i repertori legati alla sfera del sacro, all'espressione della devozione, ci sono i canti domestici, quelli che non salgono sul palco, quelli legati in qualche modo al ciclo della vita, dalle ninna nanne agli attitidos, alle lamentazioni funebri, ci sono i canti di lavoro e in questa grande varietà di pratiche musicali le musiche di accompagnamento alla danza sono fondamentali, sono una parte molto importante del repertorio diciamo delle musiche tradizionali della Sardegna. Le altre caratteristiche sono il fatto che appunto in realtà noi di queste pratiche sono rilevanti per la loro profondità storica. Nonostante si tratti di musica tradizionale, spesso riusciamo, grazie a alcune fonti, a tornare indietro anche di secoli e a sapere non che musiche si eseguissero, ma sapere che appunto le musiche da danza e la danza era un'attività fondamentale in Sardegna. E sono importanti anche per la loro rilevanza sociale. Ancora oggi ballare, danzare, il ballo sardo è un'attività che spesso sta al centro della vita di molte comunità della Sardegna. E poi per la loro diffusione. Le musiche da danza sono una presenza radicata in tutto il territorio regionale, con una particolarità che è nota a tutti e che ben conosciamo in Sardegna, cioè il fatto che non esista in realtà repertorio, una pratica musicale pansarda, cioè unica in tutta l'isola. Ma quando noi parliamo di musica di tradizione orale, ogni pratica musicale, ogni genere, ogni stile è collocato in un'area specifica. E quindi abbiamo l'area di diffusione dell'oneddas, l'area di diffusione del canto a tenore. Per quanto riguarda le musiche da danza, alcune diciamo sono ascrivibili a un'area vasta, ecco, il ballo campidanese comprende un'area vasta, altri sono addirittura balli specifici di un singolo.
Ma al netto di queste differenze, come dire, ovunque in Sardegna esistono musiche da danza. Allora, vi dicevo, io vorrei proporre un po' di spunti di riflessione per collocare questa operazione appunto in un contesto più generale. Lo farei partendo da una citazione storica. Matteo Madau, abate originario di Ozieri, pubblica nel 1787 un bellissimo libro che si intitola Le armonie dei sardi, ed è un libro che in realtà parla di poesia, cioè lui inizia a descrivere le forme metriche, le forme poetiche utilizzate in Sardegna e ci descrive il settenario, l'ottonario e così via. A un certo punto però ci dice: guardate che queste poesie che vi ho descritto però sono poesie destinate al canto, e quindi inizia a parlare di come questi versi poetici vengono messi in musica e inizia a fare Madau, vi ricordo, nella seconda metà del Settecento, alcune distinzioni importanti. È una citazione un po' lunga, provo a leggerla e poi ci ragioniamo assieme. Dice Madau: ora l'armonica e ritmica poesia dei sardi va accompagnata da più armonie, cioè dal canto, dal ballo e dal suono dei musicali strumenti. Nel capo di Loguloro cantano i loro versi con consonanza di più voci, altre gravi e altre acute, tra loro compostamente accordate e in 4 parti distribuite. Tal è la detta maniera di cantare nel detto capo della Sardegna, e nel sentire il concerto di soavi, nette e armoniche modulazioni di voce, tra loro accordate in questo canto, sembra che si senta un appieno contrappunto di musica. All'opposto, nel capo di Cagliari, i versi per lo più si cantano con canto a solo, ma quest'unica voce va sempre accordata a qualche musicale strumento. Oltre al canto, i sardi aggiungono altresì all'armonia dei versi il concerto del ballo. Nel capo di Loguloro s'usa la maniera di ballare detta laconica. La Laconia è l'area geografica della Grecia in cui sta Sparta, quindi sta facendo riferimento agli usi coreutici dell'antica Grecia. Cioè i balli a collana, così li chiama, perciò che a guisa di collana, balli in cerchio, era intrecciata di giovani e di fanciulli alternativamente disposti e tenentesi la mano, andando innanzi il garzone con ballo alto e forte e la fanciulla seguendo con atto dolce e composto. La stessa maniera di ballare, eccetto il canto, è comune ai paesi del Capo di Cagliari, nel quale invece del concerto delle voci si usa la sinfonia o consonanza di musici strumenti pastorecci. Il ballo dei capitanesi, come che nella sostanza sia lo stesso dei sardi logudoresi, cioè a dir laconico, e a guisa di collana e di catena intrecciata di uomini e di donne alternativamente disposti. Cioè in questa citazione di Madawa noi abbiamo già intanto una distinzione che ci portiamo sino a oggi, cioè tra pratiche della Sardegna meridionale, tra modi di fare musica della Sardegna meridionale e quelli della Sardegna centro-settentrionale, quindi col privilegio della musica strumentale delle Launeddas, lui non le cita in questo passo ma sono le Launeddas per il sud, invece del canta a 4, del canta a tenore, del canta a concordu, del canta a consonu nella Sardegna settentrionale. E questa bipartizione è molto chiara, cioè nel sud dell'isola si canta e si balla con la voce sola accompagnata da strumento, nel nord dell'isola si balla e si canta con l'armonia delle 4 voci. Poi ci sono già dei tratti che noi conoscevamo allora e che ci portiamo avanti sino ad oggi, l'idea del ballo in cerchio e del ballo in coppia, e della anche diversità di stile coreotico tra uomini e donne, nello stile più alto, più vigoroso degli uomini, invece più calmo e più semplice, diciamo pasato per le donne, e la del ballo cantato, del ballo accompagnato dalle voci, appunto tipico di queste aree. E sono già, insomma, dov'è che voglio arrivare? Ci sono una serie di elementi che noi ritroviamo ancora oggi e una serie di elementi che noi vedremo nel corso dei secoli cambiare. Allora, vi leggo un'altra fonte, sarà l'ultima. Torniamo indietro di più di 70 anni, andiamo al 1705, ci spostiamo in Campidano, siamo a Villa Sor. A quell'altezza cronologica noi troviamo i primi contratti a zerachia, cioè i suonatori di Launeddas, come sono oggi e come sono oggi i suonatori anche di strumenti a mantice, erano già dei professionisti retribuiti per fare la loro musica, erano dei musicisti specializzati la cui musica doveva essere retribuita, dei professionisti. Però mentre oggi funziona che se io organizzo la festa del comitato del mio paese, chiamo il suonatore di fisarmonica, di organetto, di Launeddas, diciamo, e ci mettiamo d'accordo per la singola serata, per il singolo impegno, allora era così importante garantirsi la presenza della musica che si facevano dei contratti annuali.
Cioè Sazzeracchia, i giovani scapoli del paese, la leva, il comitato lo chiameremo oggi, andavano davanti a un notaio assieme al suonatore di Leonidas e facevano un contratto per un anno intero. Ed era proprio, ne abbiamo diversi di questi contratti. Questo che vi cito è il 1705, è il più antico che conosciamo. È proprio un accordo commerciale, cioè si dice tu dovrai venire a suonare in paese per queste occasioni, non puoi mancare, se manchi una volta non fa niente, se manchi la seconda mi mandi un sostituto, la paga è tot, se manchi la terza volta dobbiamo scontarti tot dalla paga, è proprio un accordo. Ed è interessante però vedere le occasioni. Vi leggo, in realtà è in catalano questo contratto, il notaio scriveva in catalano nel 1705. I giovani sono Saleva, Sazzeracchia di Villasor e il suonatore si chiama Antioco Meli. E dice, l'accordo dice che detto Antioco Meli si obbliga a servire i suddetti scapoli e le altre persone del presente villaggio a suonare per loro il tamburo e le launeddas nelle case e nei luoghi in cui vorranno a loro piacimento ballare, tanto nel presente villaggio così come nelle feste rurali di quello e nel carnevale, intendendosi soltanto i balli ed eccettuate le danze. Sono poche righe ma sono densissime. Allora, intanto abbiamo una bella... Tanto questo Antioco Meli suona il tamburo solo, certamente tamburo per accompagnare il ballo, ma tamburo solo, tamburo sulitto e tumbarino, quindi come la coppia di strumenti, questo non lo sappiamo. E deve rendere conto sia al comitato ma anche a tutte le persone del paese, deve suonare sia nei luoghi privati che pubblici, c'è l'usanza ancora oggi in diverse parti della Sardegna per cui si fanno i balli de susozio, no? Dei luoghi privati, nelle case private, in occasioni che non sono le feste grandi si possono organizzare dei balli e il suonatore doveva andare anche lì. Poi ci sono le feste delle chiese che sono in paese e i novenari, le chiese che stanno in campagna, le feste rurali, quindi deve suonare per le feste e suonare per il carnevale, che ancora oggi è un'occasione in Sardegna importantissima per il ballo, che ci portiamo avanti appunto ancora da oggi. C'è un passaggio che noi non riusciamo a interpretare, che è questa cosa qui invece, intendendosi soltanto i balli eccettuate le danze. Ed è curioso, mi interessa sottolinearlo qua, perché qua è molto chiaro, non abbiamo dubbi su cos'è il ballo di Ossi, la danza di Ossi, lo vedremo. In realtà nel repertorio della Sardegna meridionale, nella Leonidas, è più difficile capire, cioè che Antioco Meli era contrattualizzato per i balli, ma le danze cosa erano? Non esiste una danza del Campidano e se non la facevi con le Leonidas come la facevi? Insomma, restano delle questioni aperte. Però, ecco, questo contratto ci dà un'idea del suonatore professionista di Leonidas già nel Settecento e di una serie di occasioni in cui il ballo non può mancare, le feste, i balli in luoghi privati, le feste campestri, i carnevali, che in qualche modo, come dire, ci sono familiari ancora oggi. E poi questa idea delle Leonidas e del tamburo come strumenti per accompagnare la danza. Il tema degli strumenti è un altro tema, cioè noi definiamo lo strumentario regionale sardo, no? Tutto l'insieme degli strumenti che si usano nella musica tradizionale dell'isola. E lo strumentario regionale sardo è molto ricco, ci sono diverse decine di strumenti musicali che appartengono a tutte le classi organologiche, cioè noi abbiamo membranofoni, tamburi, anche se non sono, è forse la classe meno rappresentata in Sardegna, abbiamo qualche cordofono, pochi anche quelli, abbiamo tantissimi aerofoni, strumenti a fiato, e abbiamo tantissimi idiofoni. Idiofoni è la classe di quegli strumenti in cui è tutto l'oggetto che vibra, cioè un cordofono è uno strumento in cui la parte vibrante dello strumento è la corda e il resto dello strumento, pensate a una chitarra, serve o per tenere tesa la corda o per farla risuonare. Invece ci sono strumenti in cui è tutto l'oggetto che suona. Se voi pensate a quando io percuoto una campana, lì non c'è una parte dello strumento che vibra e una parte che non vibra, quindi quello è un idiofono perché è tutto l'oggetto che vibra. Allora noi abbiamo nello strumentario regionale sardo diverse decine di tipologie strumentali diverse appartenenti a tutte le quattro classi organologiche e al netto di rarissime eccezioni tutti venivano o vengono utilizzati per accompagnare il ballo. In alcuni casi è chiarissimo, le Leonidas hanno un repertorio molto vasto, si accompagnano le processioni, ma il ballo è certamente la parte più importante. Ma in realtà anche strumenti, come dire, che sono più in disuso come le benas, i flauti di canna, solitus, pippiolo, tutti hanno repertori da ballo. Oggetti che non nascono come strumenti ma che potevano essere utilizzati. Tutti conoscerete Saffuente, no? Questo piatto metallico che si suona ancora oggi nell'area tra Ottana e Ghilarza, che in realtà era un arredo sacro, è il piatto di ottone che si usava durante il siscravamento per poggiare i chiodi della deposizione, che però in quell'area veniva percosso con una chiave e poteva essere usato come strumento musicale e ci si faceva il ritmo del ballo. Abbiamo numerose attestazioni di telai di setacci in cui appunto veniva montata una pelle e venivano utilizzati come tamburi a cornice,
anche quelli usati per il ballo, le campane stesse della chiesa, abbiamo tantissime testimonianze del sarrepiccuno, della pratica di suonare le campane del campanile col ritmo del ballo per poter ballare. Quindi comunque in questa grande varietà di oggetti musicali che i sardi hanno realizzato o importato per fare musica, ecco, tutti hanno un repertorio legato al ballo, sia strumenti di tradizione più antica, sia strumenti chiaramente di importazione. Pensate a Sadrum, no, allo scacciapensieri, ci si fa il ballo. Pensate all'armonica a bocca, veramente uno strumento di importazione in qualche modo più recente, ci si suona il ballo. Pensiamo agli strumenti a mantice, che è l'altro tema che è importante trattare. Perché questa famiglia di strumenti musicali, fisarmoniche, organetti, diatonici, semidiatonici, semicromatiche, eccetera, in realtà sono strumenti, Ottavio lo accennava, abbastanza recenti, se noi guardiamo la storia in una prospettiva un po' più profonda. Sono strumenti, diceva bene Ottavio, figli dell'epoca industriale, cioè la storia di questi strumenti si fa guardando gli uffici dei brevetti delle principali capitali europee a metà dell'Ottocento. A metà dell'Ottocento noi iniziamo a trovare a Londra, a Parigi, a Vienna dei brevetti di strumenti che sono, diciamo, gli antesignani di questi strumenti a mantice, che vengono via via perfezionati, quindi è uno strumento ottocentesco. A un certo punto c'è una data fondamentale che è il 1863, quando a Castelfidardo, nelle Marche, Paolo Soprani deposita il brevetto del suo organetto. E la cosa straordinaria è che questi strumenti, che nascono, ripeto, nelle grandi città come strumenti, come tecnologie legate all'epoca industriale, si diffondono in maniera estremamente rapida a livello popolare in tutta Europa, e poi dall'Europa nelle Americhe tramite gli irlandesi e così via, tramite gli immigrati, e arrivano anche in Sardegna molto presto. Noi abbiamo le prime testimonianze già degli anni 80 dell'Ottocento, questi strumenti sono presenti in Sardegna e sono presenti non in un negozio del quale la borghesia delle città di Cagliari o di Sassari andava a comprare questo strano strumento per usarlo a casa, ma sono presenti già nelle feste popolari e sono presenti per accompagnare i balli. Abbiamo diverse testimonianze di questo. La cosa interessante degli strumenti a mantice che arrivano relativamente recentemente e affiancano, a seconda dei casi, affiancano o sostituiscono strumenti e modi di fare musica e modi di accompagnare le danze che erano già presenti in Sardegna. In qualche caso sostituiscono. Prima vi citavo le benas, no? Questo bellissimo strumento piccolo a due canne che è tipico dell'area del Guilcere, eccetera, di cui certo oggi c'è qualche suonatore, c'è qualche costruttore, ma è fondamentalmente scomparso dall'uso. E i repertori da danza per benas sono stati sostituiti dall'organetto. In molti altri casi questi strumenti arrivano e si affiancano alle pratiche precedenti. Il caso evidentissimo è quello delle launeddas, per cui questi strumenti, la fisarmonica soprattutto, arriva nella Sardegna meridionale, i suonatori incorporano le strutture musicali dei balli per launeddas e noi oggi un ballo campidanese possiamo sentirlo tranquillamente fatto con le launeddas, fatto con la fisarmonica o addirittura fatto con launeddas e fisarmonica assieme. Cosa succede nel nord dell'isola, dove Madao ci diceva ma qui il ballo era accompagnato dalla polifonia delle voci? Che questi strumenti arrivano e succede in tempi estremamente rapidi una cosa straordinaria, cioè questi strumenti arrivano, i sardi li fanno propri, sviluppano una tecnica esecutiva specifica, perché noi oggi siamo in grado di riconoscere un suonatore sardo da un suonatore di saltarello marchigiano o di tarantelle o di pizziche del sud Italia, anche dalla tecnica esecutiva, e trasportano su uno strumento nuovo che ha nuove potenzialità le cellule ritmiche e talvolta melodiche delle modalità precedenti di ballo. Allora, per quello che noi possiamo sapere del nord dell'isola, dove il ballo si accompagna, non abbiamo uno strumento come le launeddas, dove il ballo si accompagnava o a boghesolo o a cantaquattro, a tenore, a concordo, eccetera, in poco tempo, in poche generazioni, questi strumenti arrivano e traspongono quei ritmi e generano nuovi repertori. E questo scenario è straordinario. Noi lo documentiamo in parte, però possiamo ipotizzare una prima generazione di suonatori locali, spesso artigiani, pastori, contadini, che appunto che iniziano ad acquistare questi primi strumenti, fine 800, prima del 900, e provano a trasportare il ballo del loro paese su questi strumenti. Poi una o due generazioni dopo iniziamo a avere i primi professionisti, i primi suonatori che non suonano solo il ballo del loro paese, ma che conoscono già un repertorio più ampio e che poi diventano conosciuti grazie allo svilupparsi nel secondo dopoguerra intanto del circuito dei gruppi folcloristici, quindi del folklore organizzato, delle registrazioni, quindi insomma
le generazioni di Pedro Borco, di Edo Maggiore, di Bande, di Vercellino, eccetera, di Tonino Masana, quelli sono i primi suonatori che hanno lo status di professionisti. E una o due generazioni dopo abbiamo una quantità enorme di suonatori, oggi non sarei in grado di contarli, suonatori di fisarmonica e organetto, con un livello tecnico straordinario, cioè il virtuosismo di ragazzini che oggi suonano fisarmonica e organetto è straordinario. E direi che oggi gli strumenti a mantice sono gli strumenti più diffusi, certamente, cioè se io contassi quante balli si fanno in Sardegna in un anno, una grossa percentuale sarebbe accompagnata da fisarmonica e organetto rispetto agli altri strumenti. Quindi si arrivano e in tempi recenti i sardi li fanno propri, creano nuovi repertori, adattano pratiche precedenti a questo strumento e diventa in poco tempo il repertorio più diffuso. E noi possiamo anche documentare veramente l'evoluzione, cioè questi grandi maestri che vi ho citato in realtà hanno stili esecutivi estremamente affascinanti, ma tecnicamente più semplici dei suonatori di questa generazione, che hanno appunto capacità, cioè virtuosismi. Un suonatore di strumento a mantice non sardo, quando sente gli strumenti sardi resta a bocca aperta, insomma. Ancora, cambiano gli strumenti, cambiano le modalità performative. Una volta feci un'intervista a un vostro collega, un suonatore di fisarmonica, e gli dissi: ma tu quanti balli fai? E lui mi dice: io ho 3 suonate. Ero giovane, io dicevo: ma come? Ma io ho imparato dai libri che ormai i suonatori sono professionisti, che non è più come in passato, che un suonatore oggi sa fare il ballo campidanese come lo Scottis gallurese, come quelli a baronia, e questo fa solo 3 balli, 3 suonate. In che senso 3 suonate? Sì, perché io faccio la suonata per la piazza, la suonata per il gruppo folk e la suonata da ascolto. Quindi lui non mi stava parlando di generi di danza diversi, mi stava parlando del suo modo, nel suo approccio verso il modo di suonare il ballo. Poi mi diranno Ireneo e Giuseppe se è la stessa esperienza, cioè se io sono un suonatore e devo accompagnare una piazza per mezz'ora, io organizzo la mia musica in una certa maniera, con strutture più lunghe, cercando l'interazione con i ballerini nella piazza, eccetera. Molto diverso da se accompagni un gruppo folk. Ci sono certi gruppi folk che ti dicono: abbiamo una coreografia, dura 3 minuti, quando io ti sbatto il piede o ti faccio un segno, tu mi devi fare il passaggio, finisci quando decidiamo noi e basta. Altra cosa che è molto comune oggi, per cui ci sono occasioni esecutive in cui le suonate sono suonate d'ascolto, che è una cosa che era impensabile. Cioè, il ballo non è né da guardare col gruppo folk sul palco e la gente seduta che guarda, né da ascoltare, il ballo era da fare. E quindi questa idea che tu sei lì da solo seduto e fai ritmi da danza, ma la gente è seduta in un teatro, è una cosa alla quale ci siamo abituati, ma molto innaturale. Allora questo appunto musicista mi diceva: io ho 3 approcci diversi, e questa cosa cambia nel tempo. C'è un bellissimo, lo voglio citare, sto chiudendo. C'è stato un importante etnomusicologo francese, si chiamava Bernard Lorta-Jacob, è stato qui, ha fatto ricerca in Sardegna per 40 anni, è venuto a mancare un anno fa, e ha fatto tanti studi importanti, e c'è un suo libro bellissimo che si chiama Musica in festa, cioè si tratta proprio del rapporto tra la musica e la festa, e Bernard racconta e documenta che ha iniziato a frequentare la Sardegna negli anni 70, le feste in cui i suonatori di launeddas e di organetto stavano al centro in una sedietta con la gente intorno che ballava, e poi lo stacco di quando nelle piazze delle feste è arrivato il palcoscenico e il suonatore sta su amplificato e la gente che balla sta giù. E poi abbiamo un'altra evoluzione fondamentale, so che questo è un tema caro a Giuseppe, che tradizionalmente il musicista che accompagna la danza, lo strumentista che accompagna la danza è un solista. Tu nelle launeddas hai la concordia, ma per i repertori religiosi, però tradizionalmente il suonatore di launeddas è uno e da solo ti fa ballare una piazza per una notte intera, e i suonatori di fisarmonica e organetto sono tradizionalmente dei solisti. C'è un fenomeno recente che tutti conoscete, che tutti abbiamo sotto gli occhi, di queste formazioni che utilizzano un termine, ormai si è attestato questo termine che io trovo abbastanza imbarazzante, che gruppi etnici, no? Che in realtà sono degli ensemble di più musicisti tradizionali veri, bravissimi, che tutti conosciamo, che sino a ieri suonavano da soli nelle piazze e oggi sono lì in 5, in 6, in 10 e fanno una musica che è bella, che è potente, che fa ballare le piazze, ma quella è una modalità performativa nuova, pensabile sino a pochi decenni fa o sino a poche generazioni fa. Insomma, per chiudere, quello che io ho cercato di dimostrarvi con questi esempi, con queste fonti, è l'idea di una dinamica, cioè le musiche di tradizione orale noi spesso le immaginiamo come immobili del tempo, o immaginiamo un tempo mitico in cui la musica tradizionale è nata e poi si è tramandata nei secoli immutabile. Non è così, la musica è come la lingua, il sardo che parliamo oggi non è il sardo che parlavano i nostri padri, i nostri nonni. Le musiche di tradizione orale sono dinamiche, sono vive e soprattutto sono di tradizione orale, cioè si basano sull'idea che tu apprendi non una canzone da ripetere sempre uguale, apprendi un linguaggio, è proprio come imparare una lingua. Quindi io so tutte le regole dell'italiano e poi formulo delle frasi
È chiaro, come forse la metafora della lingua io la uso spesso con i miei studenti. Come le conosciamo noi le lingue? Io mica ho imparato a memoria tutte le frasi che posso dire nella mia vita. Io conosco le parole dell'italiano e le regole per combinarle tra loro. E la frase che vi sto dicendo adesso, magari io non l'ho mai detta con le stesse identiche parole in vita mia, la sto creando sul momento. La musica tradizionale è questa cosa qui, è questa cosa dinamica, e insomma abbiamo visto questa evoluzione nel tempo. L'operazione che Giuseppe Rieneo ci propongono è molto bella, è molto importante. Io dico, l'unica cosa è, sarei cauto con termini come originale e autentico, che sono, come ho cercato di dimostrarvi, scivolosi. Sono secondo me una bellissima fotografia, cioè nell'evoluzione che le musiche tradizionali hanno, a un certo punto è stata fatta una fotografia dettagliatissima, fedelissima, che è un documento prezioso, cioè è come una fotografia. Se io vi faccio vedere una fotografia mia adesso e mia di quando avevo 20 anni, non è che una è vera e una non è vera. Però io sono cambiato ed è importante che ci sia una foto che a un certo punto del tempo dice ok, Marco Luzzo era fatto così. Allora in questo senso l'operazione che loro ci propongono è straordinaria, io sono curiosissimo, ecco, di saperne di più e vi ringrazio per l'attenzione. Caro professore, grazie Marco, come sempre estremamente esaustivo, ci ha, come dire, all'interno di questa bella cornice ha inquadrato molti temi piuttosto interessanti a proposito di questi argomenti musicali e tra l'altro anche partendo da periodi storici che sono stati molto importanti per narrare un pochino di tradizioni, di usi e costumi del tempo. Siamo arrivati alle documentazioni di Matteo Madao, piuttosto che questo interessantissimo contratto di Sazzaracchia nei primi del Settecento. Quindi, e poi il professor Luzzo ha detto una cosa molto importante, che il ballo non poteva mancare, cioè il ballo era veramente un'occasione per saldare il rapporto della comunità, per ritrovarsi, per identificarsi, di manifestare l'appartenenza, quindi questo del ballo era evidentemente significativo. Tanto è vero che oltre alle testimonianze di viaggiatori, di studiosi, di gesuiti, di persone che hanno avuto modo di frequentare la nostra isola, che sono rimasti colpiti dalle nostre pratiche, penso appunto quando tu parlavi del ballo nel nord Sardegna accompagnato dal canto delle quattro voci, molte testimonianze ci parlano dei montini che usano ballare col canto a tenore, ma lo stesso consonu di questi territori, di qui, di Tiesi e altri luoghi. Quindi questa, come dire, inquadrare questi temi è davvero molto importante. Io poi penso anche alle iconografie che ci hanno narrato la storia delle pratiche del ballo e tra l'altro una cosa che a me ha colpito molto, perché al di là delle ceramiche, al di là di tutte quelle raffigurazioni, mi ha colpito molto da sempre il fatto che ci siano delle iconografie che ci riportano, e qui mi rivolgo anche al professor Luzzo, ci riportano alle pratiche delle sonorità e la pratica del ballo popolare all'interno delle chiese. Cioè già nel 1200 la chiesa di San Pietro di Zuri ha una raffigurazione nell'architrave di una espressione di suono e di ballo, ma nel territorio la chiesa di Santa Chiara di Cossoine, dove c'è una donna in atto di suonare un cordofono e altre due donne in posizione di danza, le terracotte della chiesa di San Bacchisio di Bolotan, anche qui pratiche di ballo, all'interno di un monumento religioso che era il fulcro, era l'anima, era il riferimento della comunità. Il ballo fino al 500 si praticava anche all'interno delle chiese, poi ha anche fatto molta fatica la chiesa a portarlo fuori nel sagrato. Quindi ecco, questo del ballo è molto interessante ed è molto chiaro la narrazione del professor Luzzo, che ci ha insomma diradato un po' di nubi e ci ha fatto capire con attenzione questi passaggi musicali e le pratiche stesse. E poi il professor Luzzo ha citato anche l'utilizzo del tamburo, un'altra pratica diffusa, radicata nella nostra isola, e questo sarà il prossimo tema, il tamburo insieme al pipriolo, quindi due strumenti insieme che hanno diverse funzioni, non soltanto quella dell'accompagnamento del ballo come vedremo, ma anche il tamburo stesso in circostanze, come si ascoltava prima,
che esulano non solo dall'accompagnamento del ballo, ma addirittura nelle processioni, nelle occasioni religiose, nella settimana santa, insomma nella celebrazione della liturgia in certi casi. Quindi il tamburo è così importante. Noi abbiamo dei tamburi di fabbricazione nostra, sarda, come dicevi tu, lo stesso setaccio che diventava insomma l'oggetto, ma anche tamburi di importazione, figli sempre dell'era industriale, che segnano l'evoluzione dell'utilizzo di questo strumento. È proprio una riflessione su questo strumento molto interessante, non soltanto nei confini comunali di Ossi, ma l'uso che si faceva a Sassari e in altri luoghi del territorio del Coros e anche di più, se vogliamo. Ci aiuterà a farlo Roberto Canu, che voi tutti insomma sapete molto bene, presidente di una delle vostre associazioni, quella delle tradizioni popolari di Santa Ettoria, e lui insomma si è soffermato molto nella indagine dell'utilizzo del tamburo, la sua fabbricazione, le occasioni che venivano, come dire, dove venivano utilizzati questi strumenti musicali e quali strumenti musicali. Mi parlava tra l'altro Roberto anche di una pratica che si usava qua nella costruzione locale del tamburo, anche questo molto molto interessante, ma ci intriga molto l'idea della formazione che conosciamo tutt'oggi, cioè il tamburo pipiriolo. Quindi insomma poi avremo anche modo di seguire, grazie alla sua relazione, anche un documento filmato, ma cedo subito la parola a Roberto Canu. Buonasera a tutti. Stasera ho l'opportunità di concludere, di continuare un discorso che in fin dei conti avevo iniziato 25 anni fa, tondi tondi. Con Antigas Armonias la ricerca verteva sulle tradizioni musicali di Ossi, però già 25 anni fa mi ero reso conto e auspicavo un'occasione come questa, cioè una pratica diffusissima non solo di pipirolo e tumbarino, gli strumenti che vedete qua davanti sono delle riproduzioni fatte prendendo le misure da strumenti originali, quindi non sono frutto di invenzione, sono esattamente come ce li hanno descritti gli anziani di Ossi. Una cosa che mi preme sottolineare è questa, che la situazione e la tradizione per come si è conservata ad Ossi, con suonatori e costruttori principalmente degli strumenti musicali, cioè gli strumenti, ogni suonatore lo realizzava da sé. Per esempio ad Ossi i tamburi che vedete in queste foto, quello di zio Pepe Pittalis e di Giovanni De Sole, c'era un artigiano, si chiamava raminaio, quindi quest'uomo lavorava il rame e l'ottone, quindi le casse le realizzava lui. Tutto il resto del tamburo, dalla concia delle pelli al resto dei materiali, ogni suonatore provvedeva da buon professionista a realizzarli da sé. Che avessero delle caratteristiche, diciamo, particolari, ottime caratteristiche sonore, ce lo dovrebbe ricordare un qualcosa che tutti gli anziani di Ossi mi hanno ricordato, che due suonatori di Ossi, quelli che vedete nelle foto in coppia, Ziratto e Pittalis, erano, come si dice, ingaggiati in esclusiva dal gremio dei viandanti di Sassari. Avevano un contratto dove tutti gli anni, per la discesa dei candelieri e per le feste maggiori, loro dovevano suonare. C'erano altri suonatori di Ossi, adesso dico poche cifre in modo da avere anche un quadro più ampio, non vi voglio annoiare con le cifre, però è importante. Noi, loro e anche gli altri che seguiranno, parliamo di suonatori del passato. Io ho messo due date che devono darci una misura poi, diciamo, della difficoltà con cui si potevano imparare, si poteva fare musica in determinati periodi. La data che io ho scelto, che potrebbe essere lunga o corta, è un viaggio nel tempo, è dal 1900 al 1979. In questi 79 anni io ho raccolto nomi di suonatori ad Ossi, quindi adesso ve li snocciolo. In 79 anni Ossi ha avuto 13 suonatori di organetto, compresi i due che vedete nelle foto. Tutti questi io ve li racconterò, questi suonatori, perché tutti sapevano suonare almeno un ballo d'undo, danza, e in un caso uno dei suonatori di organetto era l'unico ad Ossi che era rimasto, che eseguiva un ballo che non conosce più nessuno adesso, un ballo de Sarza. Di Giovannino Manca era specializzato solo in quel ballo. Lui i balli di piazza non li faceva. Quando capitava la disgrazia della puntura di questo ragno, lui era disponibile, anche perché come mestiere faceva il becchino, quindi forse aveva anche una certa attitudine. Quindi 13 suonatori di organetto in 79 anni, ma c'erano anche 3 suonatori di tamburo professionisti, e alcuni li vedete qua nelle foto, e suonatori di piriolo di legno professionisti. Esisteva anche la versione a Santiga di canna, però l'ho incluso in questo elenco perché questa gente suonava, diciamo, per diletto, non erano professionisti da ingaggiare nelle processioni. C'erano 4 suonatori di chitarra,
c'erano 3 suonatori di campane che eseguivano su Balludundu con le campane della chiesa di San Bartolomeo. Altri balli no, ma su Balludundu lo facevano. C'erano 3 suonatori di pipriolo di canna pastorale, quindi il pipiolo del logudoro. C'erano 4 suonatori di bena gunzucca, che si chiamavano sadruvedda gunzucca. C'erano 2 suonatori di scacciapensieri, sabio bosa. C'erano 2 suonatori che eseguivano o la chitarra, o il suono della chitarra lo imitavano, o il suono del tamburo, con sagannada, il recipiente metallico che usavano i pastori. Al mio conto sono 35 esecutori in 79 anni. Non so se è molto o se è poco, però questo per darvi un'idea della vastità, delle possibilità. Tra l'altro, nel periodo, negli anni 30, molti suonatori di ursi, anche di organetto, spesso non erano in paese. Alcuni di questi, per esempio, vivevano per gran parte dell'anno ad Olmedo, quindi non suonavano qua, ma suonavano ad Olmedo, come è stato testimoniato. Zio Pietro Pilo, quello che viene indicato come modello per il ballotondo di Orsi, ha imparato da giovane, perché anche lui stava nelle campagne di Olmedo, ha imparato lì a eseguire su Balludundu. Però una cosa che voglio sottolineare è che i suonatori anziani di Orsi hanno sempre ricordato che i 2 balli erano come si potrebbe dire, il trasferimento diretto dalle esecuzioni musicali di Pipiriolo e Tumbarino. Su questo direi che non ci sono dubbi, però quello che vorrei fare stasera è fare anche un viaggio geografico tra alcuni paesi sicuri, poi gli altri sono ipotizzabili, del Coros e anche più lontani. Mi riferisco a Villanova Monteleone, mi riferisco a Putifigari, mi riferisco ad Olmedo e anche ad altri che avevano, e qui non mi metto a dire nomi o sopranomi, però anche loro avevano localmente, anzi ad Olmedo avevano addirittura 2 coppie di suonatori, 4 persone che hanno continuato a suonare, seppur anziani, sino agli anni 70. Quindi era una tradizione radicatissima. Ma quello che vorrei ricordare è che, a differenza della città di Sassari, dove i suonatori di Pipiriolo e Tumbarino venivano utilizzati, venivano ingaggiati e diciamo anche noleggiati un anno appresso all'altro, esclusivamente per le manifestazioni religiose, che poteva essere la discesa dei candelieri oppure le processioni delle feste piccole e feste grandi. La ricchezza dei paesi del Coros, quindi la mia tesi di 25 anni fa, ma anche di adesso, è la medesima. Erano i paesi che hanno fornito, e ci sono anche molte testimonianze, suonatori alla città di Sassari quando questi mancavano. Il repertorio della discesa dei candelieri è esplicito. Hanno registrato nel 2006 un lavoro molto importante curato dal Ministero con vari studiosi. Hanno realizzato una catalogazione e anche la trascrizione su pentagramma delle musiche dei candelieri. Sono 16 tracce. Gli unici 2 balli hanno 2 nomi in sassarese, ma che a noi dovrebbero essere molto, come si dice, molto familiari. L'Ubba Dusadlu, che è uno dei 2 balli che adottano i portatori per far ruotare i candelieri, e poi c'è la danza. Chi ha trasferito questi balli, questi nomi tipicamente dei paesi? Più esplicitamente Giuseppe Russo, quando io gli ho chiesto, un suonatore di Sassari, di origine napoletana, gli ho chiesto, ma qual è il vero ballo dei candelieri? Mi ha detto, è il ballo dei paesi, su Duruduru o su Ballusadlu, come diciamo noi. Quindi non ci dovrebbero essere dubbi che i 2 balli che tuttora i sassaresi ballano sono i balli dei paesi. Quanti erano i paesi che gradivano questo tipo di accompagnamento? I suonatori di Orsi, vi cito solo la coppia che è nella foto, Ziratu Pitalis, questo me l'hanno detto la vedova e i suoi parenti. Loro 2 da soli avevano un bacino di utenza molto ampio. Suonavano in 10 paesi, poi Orsi e Sassari, sono 12 paesi nell'arco dell'anno ed è, diciamo, come si potrebbe dire, un esempio abbastanza, adesso non ho qui la fotocopia, però andrò, come si potrebbe dire, a memoria. È un esempio molto chiaro delle funzioni che avevano nei paesi, avevano richieste completamente diverse da quelle della città. In un foglio della Nuova Sardegna, la cronaca del 6 ottobre 1894, il cronista descrive la festa di San Francesco a Florinas e dice così: la mattina la processione è stata disturbata dal paese verso la chiesa, che è in campagna, dagli scrosci di pioggia, però nel pomeriggio il tempo è migliorato e allora i florinesi, o chi è arrivato dal circondario per divertirsi, si sono dedicati ai loro passatempi preferiti nelle feste: la corsa dei cavalli, il tiro a bersaglio, e i giovani e le giovanette di Florinas si sono scatenati nelle danze al ritmo del piffero e del tamburo. Chi ha fatto questa ricerca non sono io, è gente di Florinas che stava cercando notizie del paese
indietro nel tempo, quando hanno chiesto ai vecchi florinesi ma chi erano questi suonatori, perché pensavano che fossero florinesi, gli anziani hanno risposto: a memoria d'uomo i suonatori di Pipirolo di Tumbarino a Florinas sono sempre venuti da Sassari, tant'è vero che in una di quelle foto ci sono 2 suonatori di Ossi che sono col comitato di San Francesco a Florinas nel 1951. Ma quello che, anche da un ascolto che farete in seguito, tra il suono del Pipirolo di Tumbarino e quelli degli organetti, c'è una matrice comune, evidentissima, tra Villanova Monteleone, Putifigari, Olmedo e Ossi, dove sono distinguibili le 2 parti dei 2 strumenti, Pipirolo di Tumbarino. Perché avevano questo successo nei paesi? La situazione di Ossi può essere riportata negli altri paesi, perché i suonatori di Pipirolo di Tumbarino non si limitavano a fare l'accompagnamento, a dare solennità alle processioni, a scandire il passo nei vicoli stretti, accompagnare il santo in campagna. No, avevano una funzione molto più ampia. Quando li ingaggiavano, come a Florinas, una volta fatta la processione, dovevano far partire le corse dei cavalli, farli scatenare. Noi adesso in televisione vediamo la Sartiglia di Oristano, ma i vecchi di Ossi non la conoscevano la Sartiglia di Oristano. Dove siamo adesso, nel cinema Casablanca e anche nel distributore di benzina qui vicino, questo tratto di terreno, sino agli anni 50, era il galoppatoio di Ossi. Le corse al galoppo venivano fatte qua e non poteva mancare il suonatore di tamburo per far partire i cavalli. Questo a detta di tantissimi anziani del paese. Per il carnevale, quindi un'altra funzione di questi suonatori distribuita nell'arco del tempo, i suonatori di Pipirolo di Tumbarino scatenavano i cavalieri nella corsa all'anello. Le processioni, l'abbiamo già detto, i balli di piazza li facevano Pipirolo e Tumbarino, ma erano immancabili anche in occasioni conviviali. Quindi diciamo che anche negli altri paesi, senz'altro, se venivano ingaggiati da fuori, faccio l'esempio di un suonatore di Ittiri, che a Ittiri non conosce più nessuno, negli anni 30, lo chiamavano molto spesso a Romana, la festa patronale di Romana. Avrà fatto solo la processione o avrà accompagnato anche i balli? Questa è una domanda che pongo. Io ritengo che una volta che da Ittiri andava a Romana lo facessero lavorare tutto il giorno. Dei dettagli piccoli però fanno la differenza. Rispetto a Sassari, la tradizione e la costruzione degli strumenti musicali a Ossi ha avuto pause. Io ho raccolto e ho riprodotto quegli strumenti perché mi hanno raccontato come facevano. I professionisti conciavano le pelli come facevano gli altri artigiani di Ossi. Anzi, il comune di Ossi, rispetto ad altri paesi, aveva creato una vasca all'ingresso del paese, vicino alla Fontana Nuova, purtroppo non più visibile, messa a disposizione per i conciatori di pelli. Quindi chi faceva i tamburi o i calzolai potevano andare lì a lavare le pelli, perché è la fase successiva all'utilizzo della cenere. Che poi ci fosse un'attitudine ad utilizzare questi strumenti è confermato anche da un fatto clamoroso, considerando che negli anni 50 i parroci dei paesi erano molto molto severi, molto attenti anche a rispettare la liturgia. Ad Ossi, Babbai Esolo, il parroco, aveva concesso il privilegio al suonatore Peppe Pittalis, in sostituzione dello scampanellio durante le messe solenni del periodo pasquale, di usare la rullata del tamburo in sostituzione dello scampanellio in chiesa, che era una cosa, direi, abbastanza rara e che per quel che mi riguarda non ho mai sentito da nessun'altra parte. Chiudo questo breve intervento sottolineando, e voglio ricordarlo ancora, agli amici di Putifigara, di Villanova e di Olmedo, e a quelli che chiamavano come a Sorso e a Sennori, che avevano dei suonatori locali, era propriamente come si potrebbe dire, un'attitudine molto diffusa anche in paesi dove solo a proporgli questo tipo di accompagnamento direbbero è impossibile. E l'ultimo paese che vi cito, a Sennori era un suonatore di Pipirolo, però ovviamente doveva fare coppia con un suonatore di tamburo. Viceversa, a Sorso c'era un suonatore di tamburo che poi si è trasferito a Sassari, molto conosciuto, anche lui o faceva coppia con suonatori di Sennori oppure anche lui aveva un compagno a Sorso, quindi non erano suonatori isolati. Il suonatore di Pipirolo da solo difficilmente veniva ingaggiato, ma c'è un paese come Osilo che delle tradizioni popolari ne fa un vanto, che probabilmente nessuno accetterà mai l'idea che ci fossero questi suonatori. Ebbene, l'Angius nel 1840 nel suo famoso dizionario ci ricorda che a Osilo amavano danzare all'armonia delle voci, bandlare quindi, con 4 voci, però amavano anche danzare al suono del piffero e del tamburo, questo nel 1840. Quindi io credo di concludere così. Grazie. Grazie a te, Roberto.
Tra l'altro, aspetta, sì, tra l'altro, visto che insomma Roberto ci ha raccontato l'utilizzo di questo strumento, noi abbiamo anche un documento filmato, una breve registrazione che ci fa sentire intanto la tecnica dell'utilizzo di questo strumento, la voce di ciascuno, cioè del tamburo e pipiriolo, grazie a Tatiana e Giovanni Giuranna che hanno proprio girato questo video, e io chiedo se fosse possibile, ecco, mandarlo in play così lo ascoltiamo. Beh, grazie a Tatiana e Giovanni Giuranna, insomma ci hanno portato una serie, come dire, di melodie, di componimenti e nonché il ballo, insomma alcuni cerimoniali, forse altri da parata, insomma sicuramente i repertori tipici di questo strumento. E adesso entriamo ancora una volta, toccheremo sicuramente o torneremo di rimando su questo tipo di strumento musicale, perché con Giuseppe Cubeddu a questo punto faremo insomma una riflessione ampia sull'utilizzo degli strumenti. Giuseppe, vabbè, lo dico più che altro a chi ci segue attraverso la registrazione, perché qui a Ossi non ce n'è bisogno, ma insomma mi piace citare Giuseppe Cubeddu intanto come maestro musicista, organettista e poi anche come docente della scuola primaria qui a Ossi, ma soprattutto appassionato, e anche lui, Marco Luzzo, utilizza sicuramente le tre tecniche del suono, cioè quello dell'attività concertistica che io ho sentito, che era leggermente diversa da quando accompagna i gruppi folk, e giustamente anche quando suona per una piazza, quindi utilizza, come dire, tutte le sfumature e tutte le anime dello strumento musicale per i contesti in cui si trova. Ecco, Giuseppe Cubeddu ci farà capire meglio, intanto attraverso i personaggi,
come si è diffusa la musica, quali sono gli strumenti musicali che hanno utilizzato, evidentemente anche le tecniche, come si è arrivati probabilmente anche ai balli popolari che conosciamo oggi. Insomma, questo è un po' il discorso, che sarà, come dire, anche una anticipazione del momento in cui più avanti Ireneo Massidda ci dirà come ha fissato poi queste sonorità. Ma intanto, ecco, cerchiamo di fare questa riflessione, di soffermarci un pochino nell'area interna alla comunità di Ossi, e poi ovviamente in tutto il territorio del Coros, che è il territorio interessato al tema di questo convegno, perché in qualche modo le musiche con le varianti locali, come è stato già anche anticipato, comunque si ritrovano e sono comuni in tutto questo territorio oggetto dell'incontro di oggi. Prego Giuseppe. Intanto buonasera a tutti, grazie Ottavio, grazie Marco, grazie Roberto, grazie Ireneo per essere qui oggi. Allora, partiamo subito. Noi apparteniamo alla zona del Coros perché prende il nome da questa chiesetta che è raffigurata nella prima slide. È un monastero circense del 1100 e viene festeggiata la festa l'8 di settembre e si trova vicinissimo ai Tiri, sulla strada che porta verso Banari, giusto per capirci. Se andiamo avanti riusciamo a capire anche il Coros è una piccolissima parte delle subregioni della Sardegna. Andiamo avanti oltre e vediamo che il Coros è quella parte evidenziata all'interno di quella macro area che è il Logudoro. Perché parlo di Logudoro? Molto spesso la nostra zona, questi sono i comuni che fanno parte del Coros, manca Ploaghe perché questa la cartina Venia, colpa mia, non è aggiornata, ma in ogni caso vediamo le prime testimonianze. Il famoso bronzetto itifallico di Ittiri, con grande mia delusione l'ho rivisto il 1° maggio a Cagliari e sta diventando sempre più piccolo, 4 centimetri forse 5 centimetri di altezza, ma il piatto che è raffigurato in alto, che si trova all'interno del Museo Sanna di Sassari, forse è la più antica testimonianza in Sardegna di una rappresentazione di danza. Eccolo lì, le due epigrafi di cui parlava, le 2 sculture di cui parlava prima Ottavio. Il ballo di della chiesa di Santa Chiara a Cossuini, dove c'è una suonatrice di cordofono, di chitarra probabilmente o di liuto, non si sa, con a fianco 2 donne che danzano, mentre questo è il famoso pezzo del capitello della chiesa di Zuri. Se andiamo avanti, la rappresentazione forse più conosciuta nella nostra zona del ballo sardo di un acquarello di Simone Manca di Mores, dove il ballo al centro è accompagnato da un concordo di 4 voci. Grazie Pasqualino. Se mi fai sentire la prima traccia audio, partiamo dal canto monodico. Duru 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 dia za kampara de dia la tocana du manzanu du andaritanu sabira fidanesa candro su gorosi vesa non uide nel loco caria se parla coco baia rinda mia duru 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 dia duru 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 dia. La seconda versione invece è la canzone dessa cosa impossibile, come viene conosciuta nella nostra zona. È un canto anche questo a duro duro, non ve lo faccio sentire perché è più lungo, ma voglio farvi sentire l'unica testimonianza che abbiamo in zona, però ci dobbiamo spostare nel centro di Tiesi, su un suono, in questo caso di Tiesi, ci fa sentire sa cantata a ballo d'undu. Altri strumenti della nostra tradizione, in questo caso ascoltiamo i suonatori attuali del gremio dei viandanti di Sassari, che hanno preso scuola dai vecchi suonatori di Ossi, e il pezzo che sentiamo è proprio la parte relativa al ballo.
altri strumenti della nostra tradizione, quindi chitarra, organetto. Andiamo avanti perché poi vorrei solo farvi vedere, non c'è bisogno di sentire, far sentire l'accordo, la solo di chitarra, dai, vabbè. In questo caso chi suonava, mi fa piacere ricordarlo, era Tore Mazzao con l'accordatura aperta della chitarra, quindi le ultime 4 note della chitarra formano l'accordo maggiore di Re. Fisarmonica, armonica pocket, trunfa sonasona o piviosa come viene chiamata ad Ossi, pipiriolos, andiamo avanti, facevano parte dello strumentario per eseguire i balli. Ma il ballo più famoso per quanto riguarda l'area logudorese è quello a chitarra e voce. Qui ne abbiamo 2 esempi, uno registrato a Ploaghe e l'altro invece registrato ad Ossi nel 1962. Sono andato a ricercarmi queste tracce musicali dalla Mediateca Rai, che ha all'interno del suo museo interno, della sua raccolta multimediale, alcuni brani della nostra tradizione, quindi all'interno ci sono anche questi 2. Adesso ci ascoltiamo questo ballo di Ossi, che probabilmente ascoltandolo la voce mi sembra quella di Ciccheddu Mannoni e la chitarra quella di Adolfo Merella. Quello che voglio farvi sentire adesso è da una registrazione del 1932. Efisio Melis, considerato forse il più grande suonatore di launeddas della Sardegna o tra i più grandi, incide con Gavino De Lunas una versione del ballo logudorese. Maria Rosa Punzirudu e Nicolino Cavizza incidono nel 1931 i Suzzilleri di Ziulilliccu, una serie di scenette un po' particolari, e possiamo andare la prima perché è particolare. Nicolino Cavizza perché è importante all'interno della cultura e della storia della musica logudorese. Le gare a chitarra subito dopo la seconda guerra mondiale stavano andando a scemare, in crisi, un po' come sta succedendo adesso, che la gente si era allontanata dal canto a chitarra.
Quindi nel 1956 cosa fa? Introduce uno strumento che non faceva parte dell'accompagnamento del canto lugudorese, chiama un giovanissimo fisarmonicista di Narbolia, Peppino Pipia, e qui lo sentiamo mentre lui stesso, che era un grande imbonitore, un accalappiatore di piazze, esegue il ballo della Minigonne, e qui sentiamo l'inciso della fisarmonica che riprende, come era giusto che fosse, perché Peppino Pipia è di estradizione di cultura oristanese, quindi di ballo campidanese. All'interno del ballo lugudorese vengono introdotti questi passaggi che non fanno parte della nostra storia musicale, e poi li vedremo poi fatti da altri suonatori. Allegria, dice mai buongiorno. Bella è sta minigonna, bella è sta minigonna, massimo in primavera, prima si dia sui nudi, dopo si dessa miniera. Bella è sta minigonna, massimo in primaria, prima si dia sui nudi, dopo si dessa galleria. Un suonatore del quale si è persa la memoria storica anche ad Osilo è Celestino Fugu. Importantissimo perché è stato quello che ha inciso con tutti i cantadores prima della Seconda Guerra Mondiale e anche dopo. Io vorrei farvi sentire su ballo cantato, perché poi lo rincontreremo alla fine. Il cantatore non si sa chi sia, ma la suonata è la sua. E parallelamente a quello che è stato lo sviluppo dell'accompagnamento del canto a ballo con la chitarra e poi successivamente con l'aggiunta anche della fisarmonica, perduravano nei nostri paesi quelli che erano ritenuti i suonatori più validi, o quelli che comunque riuscivano a trasmettere quella che era la tradizione del ballo. Ad Ossi, l'abbiamo ricordato prima, eccolo qui, zio Pietro Pilo. Insieme a zio Pietro Pilo, come ha detto Roberto prima, c'erano tantissimi organettisti, alcuni originari di Ossi che non abitavano in paese. Sto pensando per esempio a Tio Luisi Canu, che abitava a Caniga, e del quale resta una registrazione inserita in una musicassetta, Tio Luisi Canu e Sos Amigos Suos, dove c'è anche la registrazione del ballo di zio Pietro Pilo e di altri strumentisti della zona del Lugudoro. Sono riuscito ad avere ascolto di questa cassetta nell'archivio di Cervo di Olbia. Quest'altro personaggio invece che Francesco Carta, noto mascito di Putifigari. Perché è importante il dualismo tra Putifigari ed Ossi? Quindi adesso apro una piccola parentesi per il fatto che ci sia anche Pier Mario stasera ospite qui ad Ossi, perché zio Pietro raccontava e mi ha raccontato che quando era ragazzo lavorava nella Nurra, nelle campagne della Nurra, proprio vicino a delle persone che provenivano da Putifigari, e la sera dal cuile di fronte a dove dormiva lui arrivava il suono di questo organetto. Lui lo ha ascoltato fino a quando all'età di 17 anni è riuscito a comprarsi l'organetto e a riproporre poi queste nodas musicali che lui aveva ascoltato da ragazzino.
Ne ascoltiamo giusto un pezzettino del ballo di Zio Mascito, perché poi lo ascolteremo nella riproposizione di Pier Mario. Non c'è bisogno di grandi presentazioni per parlare di Zio Baro Relai, che è stata anima, cuore e vita del gruppo folk di Villanova Monteleone. Magari ascoltiamo un pezzettino della danza, perché tanto poi il ballotondo lo chiederemo a Maria Luisa di eseguircelo. Personaggio a noi vicino, Antonio Francesco Ruio, insieme ad Aldo Cavizza, Leonardo Cavizza, Maria Teresa Cau, formano negli anni 50 il quartetto Lugodoro. E di Antonio Francesco Ruio voglio farvi sentire il ballotondo per farvi capire qual era il modo di suonare dei vecchi fisarmonicisti lugodoresi. Coppia famosissima del canto lugodorese, Aldo Cavizza, Peppino Pipia. Aldo che prende il posto di Nicolino nella conduzione delle gare chitarra e per quasi 50 anni farà coppia fissa con Peppino Pipia. La cosa particolare è che a distanza di un mese poi sono venuti a mancare uno dopo l'altro. Possiamo ascoltare anche quello che è il ballo. Di questo mettiamo l'ultimo, che è un ballo sardo fatto in piazza, con la fisarmonica in questo caso di quell'altro grande fisarmonicista che è stato Pietro Madau. Su Sabra Muzza, da che ne su dottore, da che ne su dottore, chi da Bruzza, naracca malatia, naracca malatia, noi mese comare mia, torra da bese. Due personaggi che hanno influito non poco quella che è l'evoluzione della musica da ballo nell'area logudorese sono Francesco Bande e Mondo Vercellino, uno di Bultei, l'altro di Burgos, ma ha vissuto sempre a Bono. Quando mi chiedono, ce la suoni la logudoresa? La logudoresa non esiste come ballo del Logudoro, esistono le varianti all'interno dei paesi del Logudoro, ognuno con la sua musica, almeno originariamente era così, con i suoi passaggi musicali. La logudoresa è un'invenzione di Francesco Bande, ne sentiamo un pezzettino.
fatto altro che prendere i primi giri del ballo di Bonorma e poi li ha fatti suoi. Mentre di Mondo Vercellino voglio farvi sentire questo ballo di Ittiri che è inserito all'interno di un LP che parla degli artisti e musicians della Sardegna per una collana francese, ed è un ballo registrato in piazza ad Ittiri, fatto con la fisarmonica, quindi eccezionalmente lo sentiamo suonare la fisarmonica. Questo è un ballo tondo eseguito a Tissi probabilmente nel 1951, dove al centro si vedono suonatori di organetto, non sappiamo chi sia. Chiesto informazioni in quel di Tissi, nessuno sappia chi era questo organettista. Antonio Maria Solinas alla cavalcata del 1957 a Sassari, e questo è un ballo negli anni 50 ad Ossi. Questo spero che riusciate a vedere qualcosa perché è molto scuro come video, ma è la testimonianza dell'accompagnamento del tamburo e pipiriolo, come stavamo dicendo prima, all'interno del ballo tondo. Prego. Questo è un documento che Claudio conosce molto bene. Arriviamo più vicini ai nostri giorni. Nasce il gruppo nel 1974 ad Ittiri e hanno necessità di darsi un accompagnamento musicale che, seguendo i canoni del ballo logudorese a chitarre e boghe, per anni è stato eseguito da questa coppia, padre e figlio, Piero e Gian Maria Cussu. Uno lo conoscete perché ce l'avete davanti, gli altri due Ottavio li conosce benissimo perché ci hai presentato tantissime volte. Nel 1986 nasce il gruppo Figulinas e da subito decide di adottare la triade musicale, quindi chitarra, voce e fisarmonica. In questo caso per 26 anni di fila con Giuseppe Murrue e con Sandro Chessa abbiamo fatto una triade musicale unica, tant'è vero che questo lavoro poi ha portato nel 2005 alla incisione delle CD Cantos e Ballos di Figulinas. Vi facciamo sentire soltanto
pezzettino del nostro ballo tondo, perché riprende quella che è la modalità dei cantadores a chitarra. È una registrazione dal vivo poi questa, eh? Stiamo arrivando alla fine. Due bravissime voci femminili. Una un po' più antica anche come modo di vivere il folklore, che era Maria Carta, l'altra un po' più giovane e scanzonata, magari un po' più moderna, seguendo quella che è stata la moda e che sta continuando della moda dell'utilizzo di strumenti elettronici all'interno del ballo. Voglio solo lasciarvi con questa domanda. Quando la tradizione si evolve, è giusto che dimentichi il passato oppure può essere violentata in tutti i modi per farla passare poi come nuova tradizione? Adesso sentiamo prima Maria Carta in un concerto del 1972 a Roma a voce sola, che esegue il ballo tondo. Vi canto il dillo, è un antico ballo sardo che lo faccio senza accompagnamento. Sola ghinotti do ghinottire, sola ghinotti do ghinottire, sola ghinotti do ghinottire, sola ghinotti do prenda mala, sola ghinotti do ghinotti do, sola ghinotti do ghinotti do, sola ghinotti do ghinottire, sola ghinotti do ghinottire, sola ghinotti do ghinotti do, sola ghinotti do ghinottito, sola ghinotti do ghinotti do, ora ghinotti do ghinotti do, comare mia ne comare mia, 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 beni de Samonza, comare mia, beni de Samonza, io e suentu bellu solianu, ini ed ottu nol da mussamanu, comare mia ne comare mia, comare mia ne comare mia, comare mia ne comare mia, comare mia. E adesso invece sentiamo la versione di Carla De Nule nel progetto Feminas del 2016, esattamente 50 anni dopo la versione di Maria Carta. Comare mia ne comare mia, comare mia ne comare mia, comare mia ne comare mia, comare mia veni de Samonza, comare mia veni de Samonza, comare mia veni de Samonza, in e su en tu pello soliano, in ie no tu non da mussamano, comare mia ne comare mia, comare mia ne comare mia, comare mia ne comare mia, comare mia ne comare mia. Ghinotido, sono ghinotido. Sora ghinotido prenda mada, sora ghinotido, 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 sora ghinotido. Caro Giuseppe, grazie. Beh, abbiamo avuto anche modo di seguire tutta una serie di ascolti anche molto interessanti, fissati sia su supporto professionale, quindi ci ha portato insomma ai decenni immediatamente successivi alla nascita della registrazione, della pubblicazione, dell'industria discografica oltretutto, fino ad alcune testimonianze autoprodotte, amatoriali, che erano comunque interessanti per raccontarci un po' l'evoluzione. Certo,
certo abbiamo visto e ascoltato come dire, le timbriche, il colore, il carattere musicale di ciascuno di questi protagonisti che hanno come in qualche modo anche caratterizzato un po' l'evoluzione della musica legata al ballo. Certo il tempo non ha permesso di parlare delle tecniche di ciascuno perché era molto interessante. Allora ci vorrebbe una settimana solo per parlare degli artisti della nostra zona. Solo per parlare delle tecniche, perché ciascuno dei musicisti poi aveva un approccio, una relazione vera e propria con lo strumento, quindi utilizzava un suo modo tutto personale, no? Se pensiamo appunto a Mondo Vercellino, che era il suo carattere, la sua relazione con lo strumento, era veramente molto molto particolare, completamente differente da altri che invece avevano un approccio con lo strumento insomma differente. Quindi anche questo è un altro universo che magari in futuro si potrà indagare proprio sulle tecniche di come in qualche modo lo strumento organetto o fisarmonica assume una specie di identità sarda, no? Lo chiamiamo un po' strumento sardo o alla sarda per via proprio della nostra tecnica, dell'utilizzo del vibrato, della vibrazione del mantice, del polso, e tutta una serie di, come dire, tecniche e utilizzo che i musicisti fanno e che conosce bene Giuseppe Cubedo, Ireneo Massidda. Entriamo anche nell'ambito della sua partecipazione. Intanto la presenza di Ireneo è molto importante per via del lavoro che prosegue, una prima pubblicazione che tra l'altro vediamo qua di Ancias in Armonia, che ha fissato insomma su spartito tutta una serie di balli di diversi territori della nostra isola e interpretati da diversi organettisti o fisarmonicisti, compreso lo stesso Ireneo. Questo lavoro sta andando avanti e quindi nasce l'esigenza, ecco, di fissare un determinato periodo, quindi fare una istantanea di quello che era in quel momento storico quell'esecuzione del ballo rituale di Ossi, della danza di corteggiamento di Ossi, e quindi questo viene trasposto su carta e su pentagramma, quindi riproposta anche la tecnica musicale, e questo è un lavoro che come dire, in qualche modo si apre forse degli interessanti scenari, e insomma a Ireneo chiediamo intanto di raccontarci questa esperienza con il ballo proprio di Ossi, e poi anche magari, se vogliamo tornare indietro al lavoro che è stato fatto, che immagino ci sia anche un ulteriore sviluppo, altre pubblicazioni, magari mettendo dentro anche questi nuovi lavori. Mi piace anche capire esattamente, come dire, che vita avrà, chi è indirizzato, qual è il fruitore principale, cioè lo scopo insomma di questo tuo impegno così insomma intenso che ti ha portato a fare questo lavoro, che tra l'altro è una pubblicazione, e questo credo che sia anche molto interessante, non di una casa editrice locale ma una casa editrice nazionale, quindi io immagino una distribuzione ampia, immagino un interesse verso la musica che accompagna il ballo popolare della Sardegna, che nel contesto della penisola è anche molto affascinante, è molto suggestivo, è considerato uno degli esempi del folklore vivente più interessanti del territorio nazionale, quindi evidentemente un interesse c'è, ma poi sarà certamente lo stesso Ireneo a dirci esattamente, come dire, quale direzione, quale indirizzo avrà questo tipo di lavoro, e quest'ultimo che avete fatto oggi dei Ballos de Idda. A te. Intanto buonasera a tutti, ringrazio Giuseppe e tutti quanti voi che siete venuti qui. Allora, mi volevo riagganciare al discorso del professor Luzzo. Praticamente questo non è altro che la fotografia del momento. Giuseppe ha eseguito i brani di Ossi. Mi sa che sta scomparendo il segnale. Sì. E in pratica ho trascritto su carta quello che è stato eseguito con lo strumento. Come diceva Ottavio, il lavoro che ho fatto l'anno scorso è stato praticamente richiesto dalla casa editrice Zaccaria. Praticamente lui voleva divulgare la tradizione sarda a livello internazionale, perché è una casa editrice che lavora su vari fronti, partecipa alla fiera internazionale della musica di Cremona, difatti è stato presentato lì. Ma nel 2010,
praticamente 15 anni fa, ho scritto un altro libro, Passus de Ballo. Quelli erano brani eseguiti completamente da me, praticamente li ho eseguiti e trascritti sul libro. Invece questo, che ho trascritto l'anno scorso, sono brani eseguiti da 11 artisti di tutta l'isola, eseguiti da loro e io li ho trascritti su carta. Volevo parlare praticamente della trascrizione, l'importanza della trascrizione. Io ho scritto 2 righe per non tralasciare nulla. La trascrizione della musica sarda riveste un ruolo fondamentale nella preservazione, valorizzazione e diffusione del patrimonio culturale di Sardegna. Ecco alcuni aspetti chiave che ne evidenziano l'importanza. La musica tradizionale sarda, ricca di melodie, ritmi e testi tramandati oralmente di generazione in generazione, stava rischiando di andare perduta con il tempo. La trascrizione permette di conservare e tutelare queste espressioni culturali, garantendo che le future generazioni possano conoscere e studiare questa musica. La trascrizione facilita lo studio scientifico della musica sarda, consentendo analisi approfondite di melodie, ritmi e strutture musicali. Questo favorisce anche la ricerca storica e culturale, contribuendo a comprendere meglio le radici e l'evoluzione della musica sarda. Trascrizioni accurate permettono di riprodurre fedelmente le melodie sarde in contesti diversi come concerti, registrazioni e programmi educativi. Ciò aiuta a diffondere la musica sarda oltre i confini dell'isola, promuovendo il riconoscimento a livello nazionale e internazionale. La trascrizione costituisce uno strumento fondamentale per l'insegnamento della musica tradizionale sarda, permettendo a musicisti e studenti di apprendere correttamente le melodie e i ritmi autentici, preservando così la fedeltà alle origini. La trascrizione facilita anche collaborazioni tra musicisti tradizionali e artisti contemporanei, favorendo nuove interpretazioni e innovazioni, mantenendo comunque il rispetto per la tradizione. In sintesi, la trascrizione della musica sarda è un atto di tutela culturale che permette di conservare e tramandare un patrimonio unico, contribuendo alla sua rinascita e alla sua diffusione nel mondo globale. Grazie. Grazie a te Ireneo. Quindi insomma raccontaci anche di che cosa succederà, cioè poi adesso dopo questa prima pubblicazione ci sarà un seguito, stai già lavorando? Sì. Perché insomma questa pratica ormai di trasporre appunto su pentagramma le sonorità. Sì, ho avuto varie richieste, difatti la settimana scorsa ho presentato il lavoro del comune di Bultei, per il noto fisarmonicista suonatore di organetto degli anni, nato nel 1900, Mastro Mario, e anche lì il comune ha voluto questo lavoro per tutelare appunto quel ballo, praticamente la fotografia di quel momento. Poi l'evoluzione ci sta, però c'è sempre una base e da lì si parte e bisogna comunque rispettare determinati criteri nell'esecuzione anche dei brani, perché non posso contaminare un brano che esiste da tempo, posso farlo evolvere, ma sempre rispettando quelle melodie e quelle sonorità. Tutto qui. Ecco, e questo è interessante perché ci riporta, come hai detto, insomma, a un determinato periodo. In questo caso cosa siamo? Nella metà del Novecento? Parliamo del 1930. Quindi la prima metà del Novecento. Certo, è interessante perché poi insomma da lì con l'industria discografica, con le possibilità degli strumenti anche di registrazione si hanno dei riferimenti, però poi ovviamente e lì si apre proprio tutto un altro discorso di riflessione su quello che è arrivato prima, ancora prima dell'organetto diatonico, quindi come hanno fatto. A me incuriosisce molto sapere quali sono stati i primi musicisti, cioè che approccio avevano per mettere in uno strumento completamente
nuovo quelle sonorità che già conoscevano, che erano determinate probabilmente dagli strumenti a fiato, dalle varie voci monodiche o le polifonie del canto a quattro. Insomma, è interessante le prime rielaborazioni, le prime trasposizioni su questo strumento che era completamente nuovo per la nostra cultura musicale e che poi appunto negli anni 30 cominciava, ecco, con queste registrazioni, cominciava a prendere un'identità di un suono tipico di quel paese, e poi da lì insomma... Ma tendo a precisare che comunque i brani che ho trascritto a Giuseppe sono eseguiti in maniera abbastanza fedele. Io lo conosco tantissimi anni, ci conosciamo forse 40 anni, forse anche di più. Non ha cambiato una virgola perché è fedele al ballo. Non ci sono esigenze di modificare una cosa che è già bella. Ok, se voglio creare un brano, ne creo uno dall'origine, oppure lo dico, ok? Dico, allora, questo brano è stato creato da me, sempre seguendo determinati criteri, però non è il ballo antico, perché mi viene chiesto dai comuni, l'ho fatto lavoro anche per il comune di Orosei, il comune di Paoli Latino, mi viene proprio chiesto il documento, vogliono il documento, poi l'evoluzione ci sta. Poi ovviamente bisogna vedere insomma sul ballo antico a quale antichità, no, periodo. Praticamente stiamo parlando della fotografia di quel momento, poi magari ce n'era uno più antico pure, per dire, però in quel momento negli anni 30 veniva per esempio a Bultè eseguito quel brano lì. No, noi per fortuna, lo ha detto anche il professor Luzzu nel illustrare l'utilizzo di alcuni strumenti, che noi conosciamo lo strumento ma certamente non conosciamo i repertori che allora si suonavano, quindi se noi abbiamo una cultura millenaria dello strumento, penso al tricalamo delle Launedas o altri simili, probabilmente dobbiamo solo immaginare quali erano i repertori e le tecniche che utilizzavano nel passato, quindi c'è stata molta evoluzione nel corso dei secoli, immagino. Però l'importante è che una cosa non deve escludere l'altra, cioè il nuovo non deve annullare il passato, cioè quello deve rimanere perché comunque fa parte delle nostre tradizioni e appunto io faccio un lavoro di documentazione. Tutto qui. Assolutamente interessante e tra l'altro fai anche un lavoro molto importante che è quello che io stesso ho avuto occasione di vedere e mi piace molto insomma il fatto che Ireneo oltre ad occuparsi dell'attività concertistica musicale dedichi anche molto tempo all'insegnamento della musica, quindi a trasferire le sue conoscenze ai giovani, sensibilizzarli, inoculare in loro questa cultura musicale e questo è un lavoro molto importante che sta facendo Ireneo e lo sta facendo veramente molto bene con risultati eccezionali, quindi grazie anche per questo tuo impegno, visto che insomma parliamo di patrimoni che sono come dire, di ciascuno di noi e quindi grazie anche per questo tuo impegno e grazie anche a voi per questa prima parte perché adesso noi dovremo come dire sparecchiare un po' il palcoscenico perché ci portiamo alla seconda occasione, quella fatta proprio di esecuzioni musicali ma anche delle danze stesse, vedremo grazie al contributo del gruppo locale, per cui salutiamo per ora insomma chi sta seguendo la registrazione e naturalmente a voi chiediamo la pazienza di aspettare qualche minuto per riaprire la seconda parte di questo incontro che si è dimostrato così interessante con Ballos de Ida, ma ci ritroviamo fra una decina di minuti. Grazie a tutti. Grazie. E questa è la seconda parte di Ballos de Ida, siamo insomma sempre all'interno del Cineteatro Casablanca di Ossi e abbiamo avuto occasione, chi ha seguito non solo il pubblico in sala ma anche chi ci segue attraverso la registrazione, che la prima parte è stata molto utile per un approfondimento, per una incursione su queste tematiche legate al ballo, alla sua storia, ai suoi protagonisti, ma circoscritto, devo dire, con un focus sul territorio, su questa subregione storica, su quest'area del Coros all'interno del Logudoro, ma abbiamo avuto occasione insomma anche di spaziare nell'isola, sempre attraversando temi relativi alle pratiche rituali del ballo popolare, alle sonorità e gli strumenti musicali utilizzati nei vari contesti e nei vari luoghi della nostra regione. In questa ultima parte, quella conclusiva, particolarmente interessante anche
per la pratica, perché tutte le informazioni legate ai suoni adesso diventano anche occasione di espressione coreutica, di racconto di come la comunità si ritrova all'interno della festa del ballo, dove come dire, il gruppo folclorico evoca in qualche modo una comunità, in modo particolare quello del gruppo Città di Ossi, perché al suo interno ci sono le diverse generazioni, addirittura genitori e figli, quindi proprio come avveniva nel passato nella piazza, che ci si ritrovava quando si raggiungeva l'età adulta, l'età per poter entrare nel mondo del ballo e quindi prenderne parte a pieno titolo. E quindi adesso, visto che abbiamo avuto occasione, anche grazie alla trascrizione di Ireneo Massidda di queste due sonorità del ballo rituale, della danza di corteggiamento, avremo occasione in questa seconda parte di ascoltare le sonorità, le caratterizzazioni, non so, partendo da Ossi, ma anche di quegli altri luoghi del territorio che hanno poi assunto una dimensione più locale, una caratterizzazione, un'impronta musicale che in qualche modo si differenzia, mantenendo comunque ritmi e tempi di questo ballo. E noi cominciamo già Giuseppe Cubeddu con il suo organetto diatonico, dopo averci insomma illustrato e presentato ampiamente tutta una serie di informazioni e documenti storici dal punto di vista audiovisivo. Adesso insomma sarà generosamente a disposizione della comunità e quindi del gruppo folk per portarci appunto nel ballo. Io vorrei avere il gruppo Città di Ossi qui sul palco, così riprendiamo ad ammirare il vostro vestiario e poi insomma con Gavinuccio Falda, che è insomma un po' l'anima e il motore di questa associazione, chiederò anche qualche informazione di come hanno ricucito insomma passo per passo, movimento per movimento, figura per figura, quello che è il ballo rituale, su ballo deidda. E quindi ti invito, vieni Gavinuccio un attimo qui con me, facciamogli anche un applauso di saluto. Allora Gavinuccio, vorrei partire proprio dalla vostra ricerca, perché insomma voi credo che abbiate fatto un'operazione di sensibilizzazione, di interviste agli anziani, vi sarete fatti raccontare. Dici tu come siete arrivati insomma a proporre il ballo di Ossi oggi. Il nostro ballo diciamo, lo interpretiamo così sia insomma, un po' rimanendo fedeli a quelle che sono le musiche, così come le abbiamo sentite all'inizio dell'associazione, così cerchiamo di insomma, riproporlo anche sui palcoscenici con quelli che sono i passi che noi abbiamo appreso un po' da bambini, perché siamo riusciti anche in qualche modo ad apprendere da anziani il ballo in piazza, alcuni che ancora durante le feste in piazza si esibivano, più che si esibivano, partecipavano al ballo in piazza, così come appunto avveniva allora, quando ancora il palco non era previsto nelle esibizioni, o proprio le esibizioni non erano previste. Così noi cerchiamo di riportarlo sul palco, mentre è più facile probabilmente trascrivere la musica e fossilizzarla, invece forse le coreografie o almeno i passi è un pochino più difficile riuscire a fossilizzarli, in qualche modo a tenerli così fermi rispetto a quelle che erano magari i passi che abbiamo conosciuto all'origine. Però diciamo che noi questo è quello che cerchiamo di interpretare, magari non facendo spettacoli con grandi evoluzioni, però interpretando quelle che erano appunto i movimenti che abbiamo conosciuto in quel momento. E questo è quello che noi cerchiamo di riproporre sui palcoscenici, sia per quanto riguarda il ballo tondo che per la danza. Questa diciamo che è la nostra caratteristica, e diciamo che appunto abbiamo una presentazione un pochino più austera di queste danze, con meno evoluzioni rispetto ad altre formazioni, proprio perché abbiamo questa tendenza a tenere un attimo più fedele in qualche modo a quello che abbiamo conosciuto quando eravamo insomma agli origini dell'associazione. Beh, Gavinuccio, è interessante il discorso che fai per due ragioni. Uno, perché la prima è che ti rivolgi, hai detto già, al palcoscenico, quindi l'associazione, la riproposizione, però nello stesso tempo cercando di, come dire, non inserire movimenti e figure coreografiche che sono insomma frutto del lavoro del capogruppo, ma piuttosto riportare il più possibile quei passi, quelle figure che in realtà si ballano abitualmente in piazza.
danza, certo con movimenti perfettamente sincronizzati, con attenzione. Una delle cose che poi noi sappiamo del ballo di piazza è che nel passato il suonatore aveva una relazione diversa, quindi il ballo aveva una durata, come dire, una dinamicità differente rispetto a quella di oggi. Si cominciava e poi a seconda dei partecipanti, del contesto, del momento di festa, dell'abilità del suonatore, dell'abilità dei danzatori, si sviluppava il ballo. Nel gruppo folclorico, immagino, ecco, dimmi tu se è così, oggi noi sappiamo esattamente come comincia, come si sviluppa, come si conclude, con tutte quelle figure che insomma servono a mettere in ordine quei passi, quei movimenti che avete imparato. Sì, in effetti si è persa l'estemporaneità del ballo. Il ballo in piazza, il ballo comunitario che coinvolgeva tutti coloro che volevano far festa insieme. Non era una presentazione di qualcosa che fanno altri, ma era una cosa partecipata da tutti. Questo è difficile che insomma venga riproposto su un palco, ma capita quando in occasioni particolari abbiamo la possibilità di riproporre il ballo in piazza, come a noi capita durante il carnevale, dove fuori dai canoni dello spettacolo si può riuscire a riproporre anche quelle evoluzioni e il ballo in maniera più estemporanea e più vicino a quella che appunto era anche la tradizione del ballo sardo, così come veniva eseguito prima, ecco. Allora vediamo e ascoltiamo da Giuseppe Cubedo e dal suo organetto su ballo.
E questa era la proposta del ballo tondo, del ballo tondo Sesu. Beh, interessante perché ballo corale di tutta la comunità, però naturalmente ciascuno dei danzatori, come avete visto, ha una sua relazione personale col ballo, quindi il suo passo non è mai uguale, identico a quello del compagno a fianco e così via, cioè proprio perché c'è una relazione individuale nel ballo, uno stato d'animo diverso l'uno dall'altro, e quindi l'approccio che collettivamente rispetta quei passi, quei ritmi, quei tempi e quelle figure, ma il passo di ciascuno comunque cambia e varia con virtuosismi, fioriture, micropassi, tutta una serie di azioni a seconda insomma della abilità individuale. Questo è molto interessante. Interessante nel ballo tondo di Ossi, ma dell'area del chorus e del locutor in generale, non solo l'esercizio della partecipazione attiva della parte inferiore del corpo, con tutto questo movimento dei piedi, delle punte stesse dei piedi, ma anche questa azione con le braccia, con questo trimolio ritmico che caratterizza alcuni passaggi del ballo. Quindi davvero molto molto interessante. Qui abbiamo la trascrizione, anzi invito Jonathan, uno dei nostri operatori, a riprenderci anche la gigantografia, possiamo dire, insomma la parte ampia della trascrizione che lo stesso Ireneo Massida ha fatto di questo ballo. Chiederò poi delle cose a Giuseppe, ma dopo. Adesso ti lascio suonare in pace, perché passiamo insomma dal ballo rituale a quella che è la danza di corteggiamento. Per certi momenti si libera del vincolo del cerchio, anche qui avremo occasione di vedere certamente dei maggiori virtuosismi da parte di ciascun danzatore, mentre in genere le donne hanno, come è già stato detto in alcune circostanze, anche una relazione magari più pacata rispetto all'uomo, perché era l'uomo che poi metteva in evidenza le proprie virtù e le proprie capacità di abile ballerino, visto che erano gli stessi uomini che nel passato organizzavano insomma queste occasioni anche per avere un'occasione di corteggiamento, di piacevole partecipazione diretta insomma con la donna, come vediamo in questa raffigurazione che vivremo. Per cui dal ballo rituale passiamo a sa danza e quindi ce la ascoltiamo e la vediamo con molto piacere.
E questa era l'altra interessante proposta e versione della danza che dal punto di vista musicale, avete sentito, la possiamo definire bistrutturata, nel senso che ha proprio due parti ben precise, quella lenta e cadenzata, una sorta di promenade, che precede invece il cambio repentino con dei ritmi certamente più vibranti che permettono ai danzatori di esercitare proprio tutte quelle figure del ballo e quindi potersi come dire, lasciare andare a movimenti che in qualche modo riflettono le stesse vibrazioni del mantice e le stesse sonorità che ha espresso Giuseppe Cubeddu. E anche questa è una delle danze che sono presenti nella trascrizione, quindi chiedo a Tore di farmi un'inquadratura anche della riproposizione su carta di quello che è insomma il ballo. Giuseppe, una tua nota qui è importante proprio dal punto di vista musicale, perché questi sono i brani, cioè la trascrizione è stata effettuata da Ireneo proprio dalle tue suonate, e quindi ecco, tu magari mi dici come ci sei arrivato a questo tipo di suonate e a chi ti sei rifatto insomma per riprendere queste sonorità del ballo e della danza. Allora, il discorso è molto semplice. Zio Pietro era attivo sulla piazza fino a poco prima della sua morte, quindi suonava tranquillamente i balli del nostro paese. Siccome non mi andava di apprenderli, come vi ho detto, è stato inciso il ballo, ma su una musicassetta, quindi potevo ascoltarlo e farne una versione mia. Mi piaceva che fosse lui stesso ad insegnarmi i passaggi musicali, quindi sono andato a casa sua, gliel'ho chiesto molto serenamente, lui ha capito che forse era il caso di non essere geloso delle sue suonate, anzi abbiamo avuto modo per una decina di giorni di scambiarci esperienze anche di quando lui suonava nelle piazze rispetto a quello che faccio io, per esempio. Lui è stato forse il primo suonatore della nostra zona che andava a suonare anche negli altri paesi, ad Olmedo in particolare perché viveva lì, ma anche ad Usini, ha suonato, mi diceva, nel carnevale a Florinas, a Cargeghe, e quindi portava
la sua suonata, il suo modo di essere suonatore anche al di fuori di quello che era il contesto paesano, cosa che poi ho continuato con i gruppi della zona. Prego. Grazie, complimenti. Complimenti anche per la tua attività, perché abbiamo detto di Ireneo che ha molti allievi, lo stesso fai tu, ma tu in particolare anche all'interno della tua famiglia, perché poi tuo figlio è diventato anche lui un ottimo organettista. E cosa fai? Un po' di musica per farci salutare, giusto per, senza amplificare, così giusto per salutare i ragazzi e le ragazze, gli uomini e le donne dell'Associazione Città di Ossi. Grazie Gavinuccio, grazie. Grazie Giuseppe. Allora, adesso dovresti aiutarmi a preparare la sedia qui al centro del palco, perché non abbiamo più l'esigenza di far ballare i gruppi, ma avremo gli organettisti, gli strumentisti, e saranno 3, ne abbiamo parlato nel corso dell'approfondimento nella prima parte, avremo occasione di fare un piccolo focus su Putifigari, ma anche su Villanova Monteleone e poi su Olmedo. Cominciamo partendo proprio da Putifigari, quindi chiedo a Pier Mario Masia di raggiungermi. Ecco, anche qui insomma intanto si prende il suo strumento e ne mettiamo un altro in esposizione, perfetto. Ecco, intanto facciamo un applauso a Pier Mario. Accomodati pure, cominciamo a preparare il tutto. Pier Mario, visto che tu ci farai, non c'è bisogno di svilupparlo tutto il ballo, possiamo sentire una parte del Zuballutundu e una parte della danza, però anche perché se vorrai confermare un po' quello che dicevamo, che è vero che si parte da una struttura musicale, però poi ciascuna comunità esercita il ballo, lo personalizza, gli dà un colore, gli dà un carattere e così via. Ecco, se tu potessi dirci qual è la caratteristica musicale che in qualche modo si differenzia o che ha una sua cadenza di Putifigari rispetto a quello che abbiamo appena sentito e visto di Ossi. Sono molto simili. Non c'è un qualcosa che li differenzia, qualcosa che poi dici ecco questo è il nostro ballo di Putifigari, quest'altro è di Ossi e così via? Sì, ci sono dei passaggi che lo differenziano, li sentirete adesso. Ce li vuoi per esempio anticipare proprio del passaggio che noi così dopo quando tu farai la suonata li ascolteremo? Bene, allora questa sarà insomma in qualche modo l'aspetto che sul quale dovremo fare maggiore attenzione per l'ascolto. Allora noi ti lasciamo il palcoscenico e li farai direttamente uno dietro l'altro, tanto ripeto saranno solo degli accenni, non c'è bisogno di sviluppare tutto il discorso del ballo perché l'abbiamo ascoltato, ma ci piace in particolar modo sentire come tu lo caratterizzi per rappresentare quella danza di Putifigari. Prego.
Beh, direi che era decisamente diversa dalla precedente. Per Mario, solo una curiosità, ma questo ballo come tu lo hai interpretato, come tu l'hai proposto, è la riproposizione di una suonata precedente o è frutto del tuo lavoro? Il ballo me l'ha insegnato Timo Ascitto. Da piccolo andavo a casa sua per imparare a suonare il ballo. E niente, poi ho iniziato a suonare in piazza, adesso sono uno dei suonatori di Buttifigari perché siamo in 3 suonatori di organetto e niente, quando ci chiamano andiamo e suoniamo. Grazie Piermario.
Allora entriamo anche in una dinamica di tradizione familiare con una interprete, Maria Luisa Lai, Villanova Monteleone. Vieni, raggiungimi così ti possiamo salutare, fare un applauso di benvenuto. Allora, lo strumento per Maria Luisa qual è? Chi glielo porta? Glielo fai? Guido. Eccoci qua, aspetta che raggiungo, accomodati pure così ti porgo lo strumento. Oh, eccoci qua. Intanto buonasera Maria Luisa, con te ho già anticipato, insomma mi piace parlare anche di una tradizione familiare perché tanto Barore Lai, organettista di Villanova Monteleone, negli anni 50 ha fondato un gruppo folclorico. Questa era una pratica, devo dire, molto comune in Sardegna, cioè quando un organettista cominciava ad assumere una popolarità, veniva richiesto anche in altri luoghi per suonare, eccetera, poi sentiva anche l'esigenza di formare un suo gruppo, di esibirsi con loro. Insomma, e in molti luoghi, moltissimi luoghi della Sardegna è avvenuto questa pratica, e a Villanova con Barore Lai è avvenuto negli anni 50, e da lì sono nate non soltanto tutta una serie di elaborazioni dal punto di vista musicale, ma anche dal punto di vista coreografico, possiamo dire. Raccontaci un po' questo legame fra il passaggio di tuo padre, la nascita del ballo tondo e di eventuali altre coreografie, e poi l'arrivo, insomma, tu stessa ad imbracciare lo strumento che è stato di tuo padre. Diciamo che le origini del ballo, quello tradizionale, si potevano vedere in piazza, e poi c'è stata questa evoluzione, e comunque il ballo di Villanova comprende noi la chiamiamo siscena, che praticamente viene fatta dalle coppie, dalle singole coppie. E quindi ogni qualvolta si faceva la scena, in pratica si ruota in senso orario e anche antiorario, e quindi molte persone anziane dicevano: ai mamma mia, mi pare su un ghindalu. E su ghindalu è l'arcolaio, quello che serviva per filare la lana. E così da lì è nata Singhindulada, che è il nostro ballo che insomma caratterizza il nostro gruppo. Bene, e questa insomma è come dire, un'evoluzione di quello che era il ballo di piazza, che però a distanza... La scena veniva fatta comunque anche in piazza, anche nelle piazze. Bene, e cosa ci farei ascoltare? Ci farei ascoltare ballo tondo e danza. Allora, solo ballo tondo, perfetto. Allora, solo ballo tondo, un accenno, così anche qui cerchiamo di capire con Maria Luisa come sono le differenze, qual è insomma il carattere musicale e ovviamente la tecnica personale di ciascuno dei musicisti. Prego Maria Luisa Lai.
Grazie Maria Luisa che ci ha riportato una delle suonate dei Zubarore. Io ho avuto il piacere di ospitare tante volte, perché ho iniziato alla fine dell'85 con Sardegna Canta, nell'86 siamo andati in onda e suo padre è stato tante volte mio ospite con il gruppo, quindi conservo un piacevolissimo ricordo. Quindi grazie infinite della tua suonata, ed è anche bello il fatto che Maria Luisa ci sia stata qui stasera, perché ci fa anche pensare a come finalmente da un po' di tempo a questa parte anche il mondo delle donne si è aperto alla partecipazione diretta con gli strumenti musicali, organetti, fisarmoniche, la UNEDDAS, e quindi insomma è bello anche fare questa riflessione. Grazie a te, grazie Maria Luisa, grazie infinite. Grazie, ci pensiamo noi, lo do a Guido Vercellino, che adesso userai lo stesso? No, cambi? Allora Giuseppe, aiutaci tu. A proposito di, come dire, continuità generazionale, relazione in famiglia, insomma, con il grande musicista capostipite, che poi i figli seguono questa tradizione, Guido Vercellino. Quindi con Guido, a lui vorrei rivolgere un bell'applauso di saluto. E con Guido anche ricordare sempre Mondo, che insomma è stato un grande personaggio, importantissimo proprio per quel discorso di evoluzione, di arricchimento, di riproposizione di nuove sonorità per l'organetto. Lui è stato davvero uno dei pionieri che ha contribuito non poco, insomma, ad arricchire il repertorio / patrimonio delle danze popolari. Con la sua tecnica, che immagino utilizzerai anche tu, ti dovrei avvicinare un po', perché Giuseppe Cubetu ha usato un cavetto corto e quindi insomma vabbè, ci arrangiamo, è così. Guido Vercellino, dunque, che adesso dalla sua area di nascita e di formazione anche musicale, quella del Goceano di Burgos, adesso da un po' di tempo sei a Olmedo e hai fatto un lavoro interessante anche di recupero, di ricerca, di attenzione su quelle che sono le danze che caratterizzano ora questo territorio. Ti chiedo appunto come è avvenuto, insomma, questo passaggio, come hai lavorato per far tue quelle danze di questo territorio e di Olmedo in particolare. Vabbè, innanzitutto devo ringraziare Giuseppe, perché lui lo dobbiamo ringraziare tutti a prescindere, insomma. No, per la prima volta che sono venuto a suonare col gruppo di Ossi è stato grazie a Giuseppe, se non sbaglio era nel 1986. Poi pian piano, vabbè, si accompagnando Ossi altri gruppi, anche sempre tramite Giuseppe o cosa, e poi alla fine in pratica mi sono fatto uno stile di ballo tondo, diciamo così, un po' copiando, un po' ascoltando, e poi diciamo così che lo interpreto più che altro.
un'interpretazione mia, ma sempre rispettando i canoni musicali del ballo tondo. Ecco, ma adesso tu a Olmedo che tipo di attività eserciti da musicista? Per il gruppo, per la piazza, per attività concerti? Qual è il tuo rapporto proprio con questa comunità nel quale adesso tu vivi? Vabbè, io ho iniziato col gruppo, poi ho visto che c'è gente anche che balla in piazza ancora, poi magari arrivano un po' dal circondario, così, per cui si continua a ballare in piazza anche ad Olmedo. Senti, tu hai una tecnica, visto che ti sei accomodato, quindi un po' diversa da tuo padre che poggiava, insomma, per comodità, perché era bellissima, perché quando... No, a me piacerebbe suonarsi come suonava Mondo, perché io adoravo questo personaggio e tra l'altro pensate che è stato, ecco qua, allora notate, senza imbrigliarsi, giusto, questo non lo usa, non lo usava, il rapporto con l'organetto era un rapporto veramente appassionato. Mondo Vercellino quando suonava sorrideva con gli occhi, cantava le note, era una bellezza seguirlo, ma era anche un uomo molto generoso, perché io ricordo una cosa, negli anni '80, siccome io avevo passione per questo strumento ma sono negato totalmente, allora per farmi imparare sul dillu mi ricordo mi portò un giorno una cassetta registrata e lui suonò piano piano per farmi imparare tutti i passaggi, ma nonostante ciò sono una frana ancora oggi, quindi insomma però ricordo veramente tante belle cose. Adesso sentiremo ballo tondo e danza, ecco anche qui un accenno, così cerchiamo di capire, perché abbiamo visto come queste tre fino adesso tre situazioni, Giuseppe Cubeddu, poi Pier Mario, poi ancora Maria Luisa, hanno offerto dallo stesso ballo tre tipologie, tre suonate, tre colori sonori differenti. Adesso seguiamo questa di Guido Vercellino.
Caro Guido, grazie, è sempre un piacere ascoltarti. Ascoltarti è un piacere incontrarti, è veramente una bella persona. Grazie Guido, grazie, aiutatemi a salutare Guido Vercellino. Giuseppe, ti dovrai dotare di un microfono perché adesso ho bisogno di te, perché dobbiamo concludere, insomma, anzi Guido stai con noi, tanto abbiamo finito e quindi chiameremo, immagino, sul palco, non so che intenzioni ha, come? Lo so, è un po' anziano Giuseppe, ormai è così, eccolo qua. Eccoci qua, col microfono. Allora vieni Giuseppe, perché io ho chiesto a Guido di stare con noi, ho fatto bene. L'organetto lo puoi staccare, non succede niente, abbiamo già eliminato l'audio. Io vorrei qui sul palco invece tutti quelli che hanno partecipato, quindi del gruppo una rappresentanza, perché tutti, se no non ci saremmo. Gruppo Città di Ossi. Gruppo Città di Ossi, sindaco. Allora. I relatori che mi hanno fatto compagnia, quindi Marco Luzzu, Ireneo Massidda, Roberto Cano. Pasquale Lubino, sindaco. Maria Luisa Lai, prego. Pier Mario Masia, prego. Quindi, a conclusione di... Roberto Cano, Ireneo Massidda, Marco Luzzu, i relatori. Ecco, qui cosa avviene? A conclusione di questa giornata che deve essere non un punto di arrivo, perché il deposito di questa fotografia delle danze di Ossi è soltanto un punto di partenza per riscoprire quelli che eravamo, perché si può fare un lavoro, per esempio, più certosino ancora di più e magari dare visibilità a tutti quei suonatori che magari non avendo potuto registrare quando erano in attività o comunque se ne è persa la memoria. Sto parlando per esempio di zio Diego Pais, per esempio, su Molinalzo suonava l'organetto, giusto per capirci. Quindi tutte quelle persone che hanno animato le feste private non solo del nostro paese in tutto il secolo scorso, quindi è a loro che bisogna dare visibilità. Ecco, io ti fermo un attimo perché vorrei, visto prima di procedere, immagino che tu dovrai ringraziare uno certo. per uno i partecipanti, però mi piaceva l'idea di ascoltare Pasquale Lubino, il sindaco, per una sua riflessione conclusiva, insomma, visto che hai aperto questo incontro, e vorrei, insomma, che lo chiudessi anche con un tuo pensiero sulla base di tutto quello che è successo su questo palco. Ma certamente la serata di stasera è stata molto ricca dal punto di vista culturale, perché abbiamo potuto sia imparare delle cose, sentire delle cose che normalmente non ci capita di vedere, e testimonia anche il grande lavoro di ricerca che è stato fatto da Giuseppe Cubedo e dai gruppi folk. Una cosa che possiamo fare subito certamente è che le due trascrizioni di questa musica tradizionale di Ossi sicuramente diventeranno parte integrante del corso di studi della scuola civica di musica. Noi qui a Ossi abbiamo la scuola Ischelios, che è stata fondata nel 1998, che quindi fra poco fa 30 anni, ed è una delle prime, mi pare che in Sardegna sia la terza se non ricordo male, come numero di allievi e come budget, e quindi c'è il corso di organetto in questa scuola nella sezione che riguarda la musica tradizionale sarda, e quindi certamente sarebbe importante che gli allievi, i ragazzi, ma anche gli adulti, perché è una scuola civica che frequentate anche gli adulti, avessero nel corso di studi imparare queste due danze, proprio per tramandare, come diceva Giuseppe, per fare sì che questo sia un punto di partenza e non un punto di arrivo. Bene, adesso continuo a fare il padrone di casa perché mi dovrai guidare, perché io non so cosa vuoi fare in chiusura. Io volevo ringraziarvi della vostra presenza. Intanto ringrazio Marco Luzzu che con 10.000 impegni tra conferenze, attività di insegnamento, eccetera, coordinamento delle attività complementari per Sant'Efisio, per esempio, giusto per ricordarne qualcuna, è riuscito a trovare il tempo, la voglia di venirci a trovare e raccontarci quello che lui ha studiato e sa della Sardegna, quindi grazie. Adesso darò un omaggio ad ognuno di loro e ringrazio da questo punto di vista Salvatore Piredda, che si è privato della sua dotazione personale di cannonau, proprio dalla sua botte, per omaggiarvi stasera insieme a me. Avrete copia della trascrizione dei due balli insieme al vino che vi aiuterà a leggerla meglio, forse. Su questo ne siamo convinti e quindi non deluderemo, insomma, e non come dire, vanificheremo la sua generosità, insomma, e quindi avremo modo di assaggiare con piacere. Eccoci qua.
Maria Luisa Lai. Grazie Gianmario, grazie infinite. Grazie Gavinuccio e a tutta l'associazione, Ireneo Bassidda, Pasquale Lubino, grazie. Guido Vercellino, fratello. Eccoci qua, Marco Luzzu. E Roberto. Aspetta, Prima di omaggiare Ottavio, che è stato un ottimo padrone di casa, invece, per impegni già presi con la banda, Tatiana, però ti abbiamo avuto presente in video pieni. Grazie, in video prima e presente in diretta poi. adesso. Grazie. Eccola qua. E per ultimo, ma non ultimo perché siamo amici da una vita, ci conosciamo da sempre, ha accettato anche lui molto volentieri di venire qui a presenziare, a coordinare questo convegno, che è stato un momento di riscoperta di quello che eravamo e di quello che potremo essere. Grazie, grazie mille. Grazie a tutti, grazie a tutti.